Allora, diceva bene Francesca, il tema di questa serata è un po' particolare, perché di che andiamo a parlare? In realtà non andiamo a parlare delle sette sataniche, di cosa fanno, dei sacrifici, eccetera. Andiamo invece a parlare di una cosa che ci riguarda da vicino, perché riguarda la realtà che tutti i giorni ci propinano in televisione e che però ci nascondono. Perché su quello che è il satanismo, su quello che è, potremmo anche dire, il male, in Italia, in Europa e nel mondo in genere, c'è veramente una grande disinformazione, voluta, chiaramente, organizzata, orchestrata. Vi dico subito, anzitutto, prima vorrei fare una domanda per capire che tipo di pubblico ho di fronte. Quanti leggono già il mio sito, sanno di che cosa mi occupo? Cioè, possono alzare la mano? Ecco, pochi, infatti. Quindi mi rivolgo prevalentemente alle persone che non seguono il lavoro che faccio. Che lavoro faccio io? Sono avvocato, insegno in corsi per l'esame d'avvocato, per il concorso in magistratura, quindi sono in qualche modo ben addentro al mondo della giustizia per quanto riguarda la fase, diciamo così, dello studio del diritto e della formazione di avvocati e magistrati. Allora che cosa succede? Succede che la maggior parte dei delitti che vanno in TV, parlo di Sarascazzi, di Chiara Gambirasio, parlo del delitto di Cogne, parlo di tutti i delitti che ci ossessionano continuamente con i telegiornali, con gli speciali di quarto grado, di chi l'ha visto, eccetera, sono tutti dei grandiosi depistaggi, perché il colpevole è sempre diverso da quello che la televisione ci propone. Non è stata la madre Anna Maria Franzoni del bambino di Cogne a uccidere il bambino, nonostante gli abbiano dato l'ergastolo. Non sono stati i coniugi di Erba a uccidere i 4 componenti di quella palazzina che sono stati barbaramente, selvaggiamente assassinati, non da Olindo Romano e Rosa Bazzi. Lo sanno i giornalisti, lo sanno tante persone come me, e tante altre, ma in TV va un grande teatrino mediatico che nasconde quello che è realmente, quello che succede realmente. Allora teniamo presente che in questi delitti ci sono sempre delle costanti che voi, cioè l'ascoltatore normale, quando legge il giornale o legge l'articolo d'approfondimento o vede quarto grado, chi l'ha visto non se ne rende conto perché non fa questi collegamenti, non lo fate per lavoro giustamente, quindi non vi rendete conto che cosa succede? Manca sempre l'arma del delitto, sempre. Manca a Cogne, manca a Erba, manca nei delitti del mostro di Firenze, manca in tutti i delitti che vanno in TV. Manca sempre il movente. Il movente è fondamentale in un delitto. Ci raccontano che la madre di Cogne ha ucciso il bambino perché aveva la testa grossa, ma non è un movente la testa grossa. Specialmente se poi la donna non è inferma di mente, come dicono, perché le perizie dimostrano che è sanissima. I vicini di Erba hanno ucciso quelle 4 persone perché sopra questi vicini gli davano fastidio, ci raccontano, questo è il movente. Peccato che però ci raccontano anche che Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno dato fuoco alla palazzina, cioè all'appartamento, quindi sostanzialmente rischiando di distruggere il loro stesso appartamento, quindi se l'hanno fatto perché volevano la quiete nell'appartamento accanto, beh, non è il modo migliore quello di sterminare un'intera famiglia e poi dargli fuoco, specialmente il dargli fuoco. È un po' difficile anche trovare dei vicini che sterminano completamente la famiglia accanto, perché è difficile pensare che uno spazzino e una casalinga abbiano la mente per sfuggire alle sofisticate indagini che si riesce a fare oggi. I RIS possono rilevare una macchia di sangue anche dopo 20 anni, quindi pensare che loro potessero sfuggire è una follia. Ma comunque, anche ammesso che fossero così folli, certamente non avrebbero dato fuoco all'appartamento. Insomma, in tutti questi delitti ci sono sempre delle costanti, come un'altra costante è la presenza degli stessi criminologi, degli stessi avvocati, sempre presenti, sempre loro, proprio perché appunto la verità non venga poi, non possa emergere, con sempre gli stessi giornalisti che se ne occupano. Allora, prima di spiegarvi meglio perché sto dicendo queste cose e prima di darvi anche qualche strumento per capire che cosa succede e per fare
considerazioni personali d'ora in poi, quando vedrete questi delitti in TV, parto da un caso singolo, che è l'ultimo caso di cui mi sto occupando. E per questo abbiamo dato il titolo Satanismo e sacrifici umani, perché diremo che cos'è il vero satanismo e dove si annidano i veri satanisti. Perché voi dovete sapere che il satanismo è presentato in Italia e nel mondo come un fenomeno quasi marginale. Le sette sataniche non sono così tante, non sono così pericolose, e quelle poche sette che ci sono costituite, così dicono le cronache, da ragazzi metallari sbandati, da debosciati, da dei criminali senza né arte né parte che non sanno neanche mettere due parole in croce. Infatti le uniche due organizzazioni sataniche che sono state condannate per crimini satanici, dichiarate sette sataniche e trattate in questo modo anche dal punto di vista giudiziario, sono due: sono le bestie di Satana in Italia e una setta, la cosiddetta setta Manson, in America alla fine degli anni 60, nel 69. Quindi l'unica setta organizzata condannata al completo, setta satanica, è stata questa delle bestie di Satana. Sono stati scritti dei libri, c'è tutta una letteratura specifica sull'argomento, e quindi ho portato qua alcuni libri. Ad esempio questo, che peraltro Sette sataniche di Mastronardi, De Luca, Moreno Fiori. Questo l'ho portato perché su tutti i libri che riguardano sette sataniche, omicidi seriali, eccetera, è uno dei migliori, uno dei più oggettivi, uno di quelli che più dà una serie di dati. E nel titolo c'è Dai misteri del mostro di Firenze alle bestie di Satana. E questo è un libro specialistico scritto da professori universitari sul satanismo. Poi abbiamo un'enciclopedia fantastica per la mole di informazione che c'è, il dizionario delle religioni in Italia. Classifica tutte le sette religiose o comunque magiche, esoteriche, eccetera, presenti in Italia. Tra queste ci sono anche le bestie di Satana, classificate tra le religioni in Italia, i movimenti religiosi. Bene, allora vediamo che cos'è successo nelle bestie di Satana, poi vedremo anche brevemente cosa è successo nel mostro di Firenze, poi vediamo cosa succede in tutti gli altri delitti e poi cerchiamo di capire quanto ci prendono per il culo in TV, nei giornali, eccetera. Che cosa ci raccontano i giornali sulle bestie di Satana? Ci raccontano che un gruppo di circa 8-9 ragazzi commetteva dei delitti. Il primo delitto che commettono, accertato, è quello di Chiara Marino e Fabio Tollis nel 98. Questi ragazzi scompaiono nel nulla nel 98. Il padre di uno dei due, Michele Tollis, cercherà il figlio disperatamente per anni, stando appresso a questi gruppi di metallari presso cui il figlio era scomparso. Poi nel 2004 c'è un altro omicidio, quello di Mariangela Pezzotta. Andrea Volpe e Elisabetta Ballarin uccidono nello chalet di Colasecca, in provincia di Varese, questa ragazza, Mariangela Pezzotta, e dopo averla uccisa provano a depistare prendendo la macchina di Mariangela e cercando di buttarla in un fosso nel canale Villoresi. Non si sa perché, non si sa per come, dicono perché erano strafatti di droga, quindi stavano su questo canale, invece di buttare la macchina di sotto, Elisabetta Ballarin si è addormentata, l'hanno trovata addormentata sul canale, Andrea Volpe va a sbattere con la macchina e in stato confusionale gira delirando per quelle zone finché i carabinieri lo prendono, lo interrogano e lui confessa cosa? Confessa di aver fatto parte di una setta satanica, le bestie di Satana, e dice che ne fanno parte altri ragazzi di cui fa i nomi: Pietro Guerrieri, Eros Monterosso, Marco Zampollo, Paolo Leoni. Fa anche altri due nomi, mi pare, Massimo Magni o Massimiliano Magni e forse anche un altro, se non mi ricordo male, che poi comunque verrà dimostrato che non c'entravano niente. Quindi si accusa del delitto di Chiara Marino e Fabio Tollis, si accusa del delitto di Mariangela Pezzotta e tira in ballo questi altri. Dopo un processo abbastanza breve, per quanto succede in Italia, che in genere i processi durano decenni, qua invece il processo è abbastanza breve, vanno all'ergastolo alcuni di questi ragazzi. Nicola Sapone avevo dimenticato tra le persone tirate in ballo, alcuni vanno all'ergastolo, alcuni prenderanno 29 anni, 28, insomma un numero di pene variabile.
e su tutti i giornali, su tutti i media del mondo, non solo italiani, le bestie di Satana riempiono le pagine dei giornali, le televisioni, i programmi TV, i dibattiti. Comincia anche un dibattito sulla devianza giovanile, sulla musica metal, sul satanismo in sé, una serie di dibattiti, diciamo, collegati a questa vicenda delle bestie di Satana. Escono libri, eccone qua qualcuno, Le sette di Satana di Mario Spezzi, I ragazzi di Satana di Offeddo e Sansa, Le bestie di Satana di Gabriele Moroni. Insomma, queste bestie di Satana fanno parlare di sé. Qualunque studioso oggi studi il fenomeno del satanismo deve studiare le bestie di Satana, quindi deve studiare questi libri, deve confrontarsi con la realtà di questi omicidi, che nessuno ha mai dubitato siano da attribuire a questo gruppo di ragazzi. Del resto poi abbiamo due rei confessi, Andrea Volpe e Mario Maccione. Perlomeno Andrea Volpe e Mario Maccione, uno pensa, sono colpevoli. Hanno confessato. Bene, se non che qualche tempo fa mi scrive quello che è stato considerato il capo del gruppo. Da precisare che è stato considerato il capo per i giornali, perché in nessun atto delle sentenze o negli interrogatori di questi ragazzi c'è scritto che è lui il capo, ma i giornali hanno fatto diventare il capo. Vabbè. Paolo Leoni mi scrive, mi dice: senta avvocato, ho letto quello che scrive, aveva letto una mia intervista su un giornale che si chiama X-Times e io sono all'ergastolo, quindi non è che chiedo molto. Vorrei però sapere perché sto qua dentro, vorrei sapere chi mi ha incastrato e perché. Per conto di chi o che cosa sto pagando qualcosa che non ho fatto e cosa sto pagando. Prendo in mano gli atti, mi nomina suo legale e comincio a scavare nella vicenda delle bestie di Satana. Per la verità io già, conoscendo la realtà delle sette sataniche in Italia, conoscendo la realtà delle organizzazioni segrete in Italia, ho sempre capito che le bestie di Satana c'entravano poco o nulla con la vicenda e che erano uno strumento di altri poteri, cioè che c'era qualcuno sopra di loro che aveva manovrato il tutto. Questo lo davo per scontato. Comincio quindi a scartabellare gli atti e comincio a rendermi conto che a carico di questi ragazzi non ci sono prove. Ad esempio, Paolo Leoni viene additato come uno dei capi, perlomeno il capo di questa organizzazione. Quando si domanda ai pentiti, chiamiamoli così, che tipo di decisione è stata presa, dove è stata presa la decisione di uccidere i primi due ragazzi, Chiara e Fabio, dicono alla fiera di Senigallia in una determinata data. Verrà dimostrato che in quella data Paolo Leoni era al lavoro, peraltro faceva in una pescheria, lavorava in un supermercato, quindi non poteva assentarsi così facilmente, ma questo alibi non verrà tenuto in considerazione. Non viene tenuto in considerazione soprattutto il fatto che una setta satanica degna di questo nome, ci sono dei veri satanisti, ma riderebbero di una setta così sgangherata che si riunisce dove? In un mercato, perché la fiera di Senigallia è nient'altro che un mercato come Porta Portese, come il mercato delle Pulci, no? Quindi questi si radunano in un mercato, ma una setta satanica degna di questo nome si raduna in un posto ben isolato e poi una setta satanica ha dei riti di iniziazione, ha delle formule ben precise, ha dei libri di testo che devono essere studiati. Chi conosce il satanismo, quello vero e non quello da barzelletta dei giornali o dei rotocalchi o delle tv, sa quali sono i nomi dei grandi satanisti nel mondo che hanno lasciato anche dei libri di testo su cui studiare i loro riti. Potete andarli a comprare anche voi in qualsiasi libreria esoterica, certo non magari nella libreria del supermercato, però nelle librerie esoteriche troverete testi di persone che hanno fatto la storia del satanismo e sono addirittura personaggi importanti a livello mondiale perché consulenti di presidenti degli Stati Uniti, ad esempio. Quindi abbiamo i libri di Aleister Crowley, abbiamo la Bibbia di Satana di Anton LaVey, abbiamo cioè una serie di testi specifici di personaggi che si sa chi sono, si sa dove sono, si sa cosa fanno. Per esempio la Chiesa di Satana, che il Tempio di Set, che sono le due organizzazioni sataniche più importanti al mondo, con decine di migliaia di seguaci in tutto il mondo. Il fondatore di questo Tempio di Set è Michael L'Aquino, è un maggiore dell'esercito statunitense, ora in pensione, che è molto amico di Bush, consulente esoterico di Bush, del presidente degli Stati Uniti. Quindi una vera setta satanica, questi libri si va a leggere i libri di LaVey, si va a leggere i libri di Crowley, si va a leggere i rituali di magia nera di Arthur Edgar White, un altro personaggio che voi non conoscerete, ma è famosissimo per chi si occupa di satanismo. Questi ragazzi invece gli domandano: ma quali rituali avete? Boh, non mi ricordo. Ma recitavate delle formule? Ma no, non ricordo. E vi incontravate quindi all'aperto. Quindi una sgangheratissima setta satanica se esisteva. Approfondisco, leggo gli atti e mi accorgo
che anche i pentiti, Andrea Volpe e Mario Maccione, probabilmente non hanno commesso quei delitti che loro dicono di aver commesso. È tutto falso, tutto completamente falso. Vi dico perché. Andrea Volpe, a un certo punto nell'ansia accusatoria, accuserà Paolo Leoni e Nicola Sapone di un altro omicidio, oltre a quei 4 per cui ora sono stati condannati. Si dimostrerà però che Nicola Sapone era all'estero, era precisamente a Cuba in vacanza, quindi non poteva averlo commesso lui, e Andrea Volpe dirà sì, effettivamente è vero, mi sono inventato tutto. Nonostante questo è un pentito ritenuto attendibile e il processo imbastito sulle sue dichiarazioni continua a stare in piedi. Inoltre questi ragazzi raccontano una cosa che, attenzione, perché è comune a tutti i delitti che ci propinano in TV, è comune al delitto di Erba, è comune al delitto di Cogne, è comune a tutti i delitti. Cosa? Un particolare molto importante: in tutti i delitti di sangue, a meno che non sia un delitto in cui Tizio spara a Caio e Caio è un po' lontano, se è un corpo a corpo con un coltello o con un altro oggetto contundente, esce dalla vittima una quantità di sangue tale per cui l'assassino è completamente imbrattato di sangue. Non so se voi vi siete, tutti voi, vi siete tagliati un dito tagliando il pane, vi sarete, ogni tanto avrete sbattuto la testa contro lo spigolo, avete visto la quantità di sangue che esce? Beh, immaginatevi la quantità di sangue che esce nel momento in cui voi affondate un coltello nella carne di una persona. Quindi la persona che uccide con tante coltellate la vittima che ha davanti, come dicono di aver fatto questi ragazzi delle bestie di Satana, non è che sono solo un po' sporchi, sono completamente inzuppati di sangue dalla testa ai piedi, con il sangue che parte dai capelli e si incrosta, poi entra all'interno delle unghie, nelle sopracciglia, sostanzialmente in ogni angolo del corpo, con i vestiti inzuppati. Quindi quando si commette un delitto del genere è necessario cambiarsi d'abito, buttare gli abiti, farli sparire, perché non è facile lavare il sangue dagli abiti anche in lavatrice, e poi lavarsi accuratamente e avere un cambio d'abito. Bene, questi ragazzi dicono che hanno ammazzato a coltellate in un modo selvaggio questi Chiara e Fabio, poi l'hanno buttati nella fossa, poi sono saliti in macchina e sono tornati a casa, con i genitori, con i parenti. Una cosa impossibile da realizzare, perché rimarrebbe il sangue in tutta la macchina, rilevabile dai RIS anche dopo decenni, perché qualcuno si accorge se una persona imbrattata di sangue dalla testa ai piedi va in giro per la strada così. Ve l'immaginate un controllo della polizia in cui magari vengono fermati per caso tutti imbrattati di sangue e dice no, stavamo scherzando un po' tra di noi. Non è una cosa possibile dal punto di vista logico, umano. Gli fanno le domande, ma un avvocato durante l'interrogatorio domanda a uno di questi: scusate, ma avete ucciso questi ragazzi e poi siete tornati così subito in macchina? Ma non vi siete sporcati, cambiate d'abito? Sì, sì, dice lui, uno dei due, Mario Maccione, dichiarerà: sì, io avevo 2 paia di pantaloni che perché era freddo li portavo tutti e 2 indosso, quindi mi sono tolto il paio di pantaloni sopra e ho lasciato quelli sotto. E quindi? E le scarpe? E il giubbotto? Anzi, in un altro libro, questo, che è uscito nel 2011, dichiarerà che lui si è svegliato la mattina dopo con il chiodo, cioè con il giubbotto di pelle intatto e con gli abiti completamente a posto, c'era solo un taglietto nella mano qua. Quindi la versione loro è falsa. Probabilmente non hanno ucciso loro questi ragazzi, così come non hanno ucciso normalmente, sempre, le loro vittime, le persone che in TV ci passano come persone che hanno fatto un determinato delitto. Vi dico, allora, nel delitto di Cogne arrivano i soccorsi e la mamma, Anna Maria Franzoni, non ha una goccia di sangue addosso. La trovano nella stanza con il sangue dappertutto, anche sul soffitto, ma lei non aveva una goccia di sangue addosso. Dopodiché Vespa, col suo porta a porta, farà oltre 20, quasi 30 trasmissioni su Cogne, dove si parlerà del pigiama della Franzoni in cui c'erano delle macchie di sangue. Peccato che se tu uccidi tuo figlio in quel modo, con il pigiama addosso, il pigiama non ha 2 o 3 macchie di sangue, è completamente intriso di sangue. Quindi non è possibile che ci siano solo 2 macchie, o meglio, è possibile perché probabilmente il pigiama stava da un'altra parte nella stanza e quindi sono andate sono schizzate delle gocce di sangue sul pigiama come era normale. Ma non hanno trovato sangue al di là della stanza in cui c'era Samuele, non hanno trovato sangue nel bagno dove la madre si sarebbe dovuta cambiare, lavare, tutto quanto, e non hanno trovato appunto sangue addosso alla madre, quindi non può essere stata la madre. Non possono essere stati i coniugi di Erba perché c'è lo stesso buco temporale e spaziale. Perché temporale e spaziale? Perché nei loro racconti, questi confessano,
i coniugi di Erba confessano, poi ritratteranno pure, ma vabbè, comunque. O meglio, non è che confessano, i giornali hanno raccontato che confessano e ci hanno anche fatto vedere le confessioni, è diverso da dire che hanno confessato, quindi ci hanno fatto vedere che questi hanno confessato. E cosa hanno confessato? Che hanno ucciso queste 4 persone, dopodiché sono scesi in lavanderia, al piano di sotto, hanno messo gli abiti, no, si sono cambiati di abito e poi si sono puliti, non mi ricordo come, e sono andati via con la macchina. Impossibile, perché ti devi fare la doccia, non puoi semplicemente cambiarti l'abito e metterti un abito pulito, perché sei sporco ovunque. Hanno messo gli abiti in lavatrice, poi dice, non so chi di voi ha provato a lavare il sangue in lavatrice, io qualche giorno fa proprio una camicia, alla fine mi sa che la butterò perché non riesco a mandarlo via, vabbè che io non sono un casalingo provetto, però non riesco a mandare via il sangue da una camicia. Non ho ucciso nessuno, il sangue è solo perché mi sono tagliato e quindi se no, messa così sembra che sto cercando di nascondere le tracce di un delitto. Quindi sono versioni completamente false. Questa caratteristica della persona che prima uccide e poi non si lava la ritroviamo, come ho detto, in tanti altri delitti. Ad esempio c'è un delitto a Viterbo, si chiama delitto Rizzello, in cui in pieno giorno una donna è stata trovata morta verso mezzogiorno di un giorno feriale, è stata trovata morta in un lago di sangue, anche lei. Anche qui nella stanza c'è sangue dappertutto, ma non c'è nelle altre stanze. Ci abbiamo anche qui una rega confessa, che probabilmente verrà condannata all'ergastolo. Peccato che però i tabulati telefonici dimostrano che questa rea confessa era a 100 km dal luogo del delitto nel momento del delitto. Peccato che ci sono i fogli di entrata e uscita da un ospedale che dimostrano che lei stava in questo ospedale nel momento del delitto, ma lei confessa, sa dei particolari che può sapere solo lei, così come a Erba, i coniugi di Erba sanno dei particolari che possono sapere solo loro, e quindi per questo poi vengono condannati, delle volte anche in buona fede dai magistrati, che non capiscono quello che gli sta succedendo sotto il naso. E ecco, peccato appunto che questa però abbia confessato e si dimostra che stava da tutt'altra parte, anche perché poi, ancora una volta, non potrebbe aver ucciso in un lago di sangue una donna e uscire tranquilla in un paese peraltro abbastanza popoloso e affollato e senza essere notata da nessuno, perché ancora una volta avrebbe sangue dalla testa ai piedi. Ancora una volta nella versione che racconta dovrebbe dire come si è lavata e come si è cambiata degli abiti, che cosa ha fatto per risolvere questo problema. Quindi torniamo alle bestie di Satana e torniamo al problema del satanismo in generale. Questi ragazzi nelle bestie di Satana non sono stati loro, non sono colpevoli di nulla, non esisteva nessuna setta satanica. Forse qualcuno di loro poteva farne parte, forse quell'Andrea Volpe che ha confessato di far parte di una setta satanica faceva parte di una setta satanica, questo sì, non però gli altri. Sicuramente Andrea Volpe e Mario Maccione, che confessano i delitti, non hanno ucciso Fabio Tollis e Chiara Marino. Forse Andrea Volpe ha ucciso Mariangela Pezzotta, ma ancora non ho lavorato sul delitto Pezzotta, penso che almeno quello sia vero, perché tutto sommato l'hanno beccato nello stesso giorno in cui ha commesso il delitto, quindi dovrebbe almeno quello averlo commesso, ma non mi stupirei se, continuando a approfondire, scoprissi che anche quello è tutta un'invenzione. Anche perché a me mi puzza un po' questa cosa che l'hanno ritrovati tutti e due sul canale, erano andati per buttare la macchina nel canale, si ritrovano una addormentata e l'altro che vaga in stato confusionale. Questa cosa mi insospettisce abbastanza e vorrei approfondire come e perché questa sia addormentata. Comunque, diciamo pure che potrebbe essere che era una strafatta di droga, quindi alla fine non hanno portato a termine l'operazione. Qual è però il punto? Allora, il punto è questo, che in tutti i libri di sette sataniche al mondo si parla delle sette sataniche. Nelle università si studiano le bestie di Satana come il prototipo delle sette sataniche. E quindi noi abbiamo un'informazione a livello di giornali, a livello di TV, ma anche a livello specialistico, scientifico, universitario, di persone che studiano solo ed esclusivamente questi fenomeni, che è completamente distorta. Perché il vero satanismo cos'è? Il vero satanismo è praticato da persone altolocate, da persone in colletti bianchi, da politici, magistrati, avvocati. Alcuni di questi avvocati o magistrati erano al processo delle bestie di Satana e facevano finta di difendere quei ragazzi oppure facevano finta di indagare. In realtà loro sì fanno parte di queste organizzazioni, praticano sacrifici umani
ad alto livello, e molte delle persone che spariscono in Italia, dei bambini che spariscono così nel nulla, sono vittime di queste organizzazioni sataniche, molte, non tutte. In Italia spariscono circa 2000 bambini all'anno, quelli che non verranno mai più ritrovati, perché alcuni poi verranno ritrovati, alcuni sono di genitori che li portano all'estero, eccetera, sono tra i 4 e i 500 a seconda degli anni. Abbiamo 400-500 bambini all'anno che scompaiono nel nulla in Italia, nella sola Italia. Sono molti di più in Germania e molti di più in Inghilterra, non conosco le cifre precise, ma sono di più. A questa cifra noi dobbiamo aggiungere poi quella dei bambini che non sono registrati perché sono figli di extracomunitari senza permesso di soggiorno, quindi non vengono registrati, spesso non vengono neanche denunciati, che pare che siano molti di più. Quindi noi abbiamo in tutta Europa migliaia di bambini che scompaiono nel nulla, ma chi l'ha visto si occupa solo di qualcuno. Ci si occupa di Chiara, di Sara, peraltro quando se ne occupano le televisioni il minorenne viene sempre trovato morto, come Chiara, come Sara. O mai una volta che si occupassero di uno che torna e ha fatto una fuga d'amore? No, quando le telecamere si accaniscono come avvoltoi su un caso e lo portano avanti per settimane o mesi, dopo un po' la persona viene ritrovata morta. Come se lo sapessero già? Eh sì, infatti lo sanno già prima, quali sono i casi su cui devono andare. Voi pensate che a Cogne le telecamere dei vari TG nazionali sono arrivate sul posto e hanno dato la notizia dell'incidente quando ancora non si sapeva se Samuele era morto. Quando non c'era nessun sospetto sulla madre, si diceva tragico incidente a Cogne, questo dicevano i telegiornali. Ora, se a qualcuno succede veramente qualcosa, c'è un bambino che ha un tragico incidente, che muore per qualsiasi motivo, non arrivano le telecamere dei telegiornali, non arrivano i giornali nazionali ad occuparsene, arrivano quando sanno già che c'è qualcosa e questo qualcosa comincia ad essere uno spettacolo mediatico che andrà in onda, una specie di telefilm, una specie di Grande Fratello, fanno, su questi delitti. L'altro caso, mi riferisco sempre a questo libro perché, ripeto, è uno dei più seri, e l'altro caso che tratta in questo libro è Dai misteri del mostro di Firenze alle bestie di Satana, quindi oltre alle bestie di Satana abbiamo il mostro di Firenze. Ora, anche qui cerco di andare veloce perché sono anni che lavoro in questo settore, anni che faccio conferenze, stanno su internet, su YouTube per coloro che sono interessati, quindi alcuni particolari in più li potete ricavare da questi interventi miei che stanno su internet. Il mostro di Firenze è un altro caso in cui ci hanno raccontato che a uccidere le 8 coppiette nel Fiorentino erano stati Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Pacciani venne condannato in primo grado e assolto in secondo grado, ma morì prima che potesse vedere la fine del processo. Poi abbiamo invece Vanni che fu condannato, quindi sostanzialmente ci hanno consegnato questi come gli esecutori materiali, quindi 3 contadini, di cui 2 oligofrenici, Pacciani almeno era un po' intelligente come contadino, hanno tenuto in scacco la polizia di mezzo mondo. Ancora una volta ci hanno raccontato che hanno ucciso queste coppiette, poi tornavano a casa belli tranquilli, anche lì nel bosco, ma dove ti cambi, dove ti lavi? Se uccidi una coppia e poi gli togli il pube, come avrebbe dovuto fare Pacciani, c'hai anche ancora una volta una quantità di sangue addosso che è incompatibile poi con il poter risalire in macchina, nel caso di alcuni posti del delitto erano a 50-60 km dalla casa di Pacciani, quindi avrebbe dovuto viaggiare in macchina per un'oretta o 2, perché poi erano belle stradine tortuose, quindi insomma si faceva 2 ore di macchina al ritorno, tutto imbrattato di sangue, con la macchina che rimaneva imbrattata di sangue, ma è una cosa impossibile, no? A un certo punto infatti è partito un secondo filone di indagini sul mostro di Firenze, un filone che ha visto coinvolti medici, ambasciatori, funzionari di polizia, personaggi insomma cosiddetti altolocati. Di questo poco si è saputo, non lo sa quasi nessuno, si trova ancora traccia in internet degli articoli dell'epoca. Perché? Perché questo filone è andato a morire, nel senso che i giornali a livello nazionale, i telegiornali non se ne sono occupati, se ne è occupata la cronaca locale di qualche giornale, ci sono state delle inchieste, ci sono stati degli arresti. Il giornalista che ha scritto questo libro sulle bestie di Satana, Mario Spezzi, si è fatto 23 giorni di galera per essere tra gli esecutori e i mandanti dei delitti del mostro di Firenze. Solo che questo non lo racconta praticamente nessuno. Anzi, c'è stata qualche tempo fa una nuova pista sui delitti del mostro di Firenze. Chi l'ha visto ha chiamato e intervistato Mario Spezzi, quello che ha scritto questo libro, che molti considerano uno degli esecutori di questi delitti, infatti. Ora, potrebbe essere stato lui, potrebbe non essere stato. Io penso che sia stato.
qualcuno pensa di no, lo inviti a chi l'ha visto a fare a parlare di una nuova pista sui delitti del mostro di Firenze, beh, perlomeno facci sapere che comunque si è fatto 23 giorni per questo motivo. Secondo lui, secondo Mario Spezzi, lui si sarebbe fatto questi 23 giorni perché aveva una teoria giornalistica contraria a quella della procura. Allora il procuratore che stava facendo le indagini è così cretino che dice: siccome questo c'ha una pista contraria, adesso lo metto dentro. Insieme a lui c'era il magistrato che conduceva le indagini, Piero Luigi Vigna, che poi diventò capo dell'antimafia, anche lui tra gli esecutori di questi delitti, tra gli assassini di questi delitti, di queste coppiette. Ora qualcuno ovviamente qua rimarrà basito da questo che sto dicendo, ma in realtà guardate che per convincersene è sufficiente fare una cosa che nessuno fa mai, perché noi crediamo alla TV e crediamo ai giornali. È sufficiente andare a vedere i luoghi del delitto e vedere che ci hanno raccontato una cosa completamente diversa. Uno dei luoghi del delitto del mostro di Firenze, il delitto di Vicchio, anzitutto non è una boscaglia come dicono, è proprio in mezzo alla strada, quindi proprio davanti alla strada statale, visibile a chiunque passasse, hanno commesso questo delitto. E è a 500 metri dalla casa di campagna del giudice Vigna. Ora, i giornali non hanno rilevato che il serial killer così misterioso ha colpito proprio a 500 metri dalla casa del giudice? No. Io direi che forse c'è qualcosa che ci nascondono, no? Poi, ma se un giornalista si fa 23 giorni di galera per essere tra gli esecutori e mandanti di questi delitti, ma perché non approfondiamo e non ci bombardano con Michele Misseri, ci bombardano con le nuove novità sulle bestie di Satana a suo tempo, adesso non più? Beh, ma visto che qui c'è di mezzo un giornalista, diteci che cosa è successo, perché? No, il problema è questo, che la TV ci fa passare tutti i delitti che avvengono in Italia, sono sempre delitti, non so se ci avete fatto caso, di persone che hanno al massimo la terza media come livello di istruzione, non hanno un lavoro tra quelli considerati altolocati. Quindi noi abbiamo, gli assassini sono Michele Misseri, che è un contadino che forse non saprà neanche leggere e scrivere, Pietro Pacciani, che è un contadino che anche lui aveva la quinta elementare, la madre di Cogne, che è una casalinga, i coniugi di Erba, che sono uno spazzino e una casalinga, e così via, no? Non abbiamo magistrati, avvocati, giornalisti, questi non uccidono mai. Questi sono persone bravissime, buone, tranquille, irreprensibili. Non è proprio così. Pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, forse no, 4 anni fa, adesso non ricordo la data, un professore universitario dell'Università di Pisa ha ucciso a martellate la moglie, non solo non ha fatto un giorno di galera, continua a insegnare all'università. La moglie, peraltro professoressa universitaria, non una riga sui giornali, non un servizio in un TG, non un approfondimento a 4º grado. L'ha ammazzata in un lago di sangue a martellate, quindi poteva essere un nuovo caso Cogne, non hanno detto niente. Anzi, sapete che è successo? Quando questo è stato assolto, una volta uscita la sentenza è andata a chiedere la pensione di vedovanza, perché ha detto, beh, sono vedovo, quindi giustamente ha diritto alla pensione. C'è la pensione o no per i vedovi? Sì. E allora le leggi vanno applicate, cazzo. Quindi, scusate, la battuta non ha riso nessuno, vabbè, era una battuta. Vabbè, perché in una situazione di illegalità così diffusa, la battuta era che, vabbè, non vi è piaciuta. Forse probabilmente la gravità delle cose che sto dicendo fa perdere di vista il lato comico, tragicomico della situazione. A me invece fa un po' ridere, ma è una risata chiaramente amara, che a un certo punto che è successo? Che nel 2011, ad agosto, il Parlamento ha dovuto varare una legge, non mi ricordo adesso più neanche il numero, comunque si trova su internet se volete, una legge che proibisce agli assassini del proprio coniuge di andare a chiedere la pensione di vedovanza, perché probabilmente non è un fenomeno così raro, è un fenomeno molto più comune di quello che si pensa se hanno dovuto fare una legge, e che però di cui nessuno parla, perché gli assassini sono sempre contadini, casalinghe, ragazzi metallari il cui capo lavorava come commesso alla pescheria di un supermercato. Ecco, questi sono gli assassini. No, la verità è un po' diversa. Le vere sette sataniche nel mondo hanno un nome, hanno dei siti, le potete trovare su internet, hanno dei loro fondatori che sono personaggi pubblici che spesso vanno in giro accompagnando presidenti degli Stati Uniti, presidenti della Francia, il nostro presidente Berlusconi o altri soggetti di questo tipo, e si onorano di accompagnarsi a questi personaggi. Sono pubblicati
non solo i siti, ma anche delle volte i loro rituali in manuali editi da loro, sono la Chiesa di Satana di Anton LaVey, come ho detto, sono il Tempio di Set di Michael L'Aquino, e poi ce ne sono una marea di altre, tutte regolarmente recensite e classificate, ma con ai vertici politici, magistrati, avvocati. Allora, sapete qual è la realtà? Diamo un po' di dati, perché adesso probabilmente qualcuno di voi dirà: ma che sta dicendo? Ma questa è una cosa totalmente fuori dal mondo. Bene, sempre, adesso vi dico cose verificabili in internet. Che cosa succede se uno va a scavare su che cos'è il vero satanismo in Italia o in Europa? Può succedere quello che è capitato a Paolo Ferraro, un magistrato della Procura di Roma, il quale scoperchia una setta satanica in ambito militare, collegata poi in qualche modo alla vicenda di Melania Rea, Carmela Rea, la donna uccisa a Ripa di Civitelle nel Teramano. Tempo 12 ore, non 12 mesi, tempo 12 ore parte il provvedimento del CSM che destituisce il magistrato per infermità mentale. Ora, questo non era un magistrato qualsiasi, è un magistrato anziano no, non perché è anziano nel senso che ha parecchi anni di attività, ha una sessantina d'anni, che era ai primi posti per produttività, non aveva mai avuto, nella procura chiaramente, non aveva mai avuto un richiamo, aveva un curriculum eccellente, laureatosi con 110 lode, ebbene è stato destituito per infermità mentale. Può succedere quello che è successo a Cura di Vetralla, un paese in provincia di Viterbo, dove una persona scopre una setta satanica che fa dei riti non del tutto leciti nel viterbese, probabilmente c'era coinvolto anche il figlio, adesso non si sa bene come è andato a finire, insomma, cioè non so bene quali erano i particolari della vicenda, so che comunque è andato a denunciare la cosa ai carabinieri e l'hanno internato in manicomio con un trattamento sanitario obbligatorio, con un TSO. Ovviamente non è stato possibile quindi fare altro, non è stata fatta nessuna indagine sulle sue denunce, anzi hanno fatto una perquisizione a casa sua, hanno pure trovato un'arma detenuta illegalmente e l'hanno condannato per porto abusivo di armi, cosa che non stava né in cielo né in terra. Può succedere quello che succede a livelli molto più alti. Tutti voi ricorderete il cosiddetto caso Dutroux. In Belgio viene trovato in una casa, vengono trovati dei cadaveri di alcune ragazzine, viene arrestato un certo Dutroux con la moglie. Le indagini porteranno ad appurare che Dutroux non aveva ucciso solo quelle due ragazzine che hanno trovato all'inizio, ne aveva uccise molte altre, faceva parte di un'organizzazione che faceva i cosiddetti snuff movies, cioè questi film ripresi nella realtà di uccisioni di bambini, e questa organizzazione era collegata a cardinali, ministri, addirittura ai reali del Belgio. Che è successo? Che uno dei carabinieri, in realtà si chiama gendarme in Belgio, è il corrispondente dei nostri carabinieri, uno dei gendarmi che si occupava delle indagini ha avuto talmente tante grane che ha dovuto lasciare l'incarico e ha scritto un libro con la sua verità. La verità è che quando le indagini sono arrivate a scoperchiare i reali del Belgio, i cardinali, eccetera, i giornalisti e gli investigatori che se ne sono occupati sono morti tutti. Tutti i giornalisti sono morti tutti. Tutti gli investigatori che se ne occupavano, ovviamente che se ne occupavano cercando di appurare la verità, non quelli che poi dopo hanno archiviato dicendo che in fondo non c'erano assolutamente elementi per andare oltre, sono tutti morti suicidati o in incidenti. Questo qui si è salvato da un incidente stradale e quindi ha potuto raccontare la sua storia, perché poi ha capito anche che l'avrebbero ammazzato, quindi ha preso determinate contromisure. Questo è il vero satanismo, è quello dei cardinali, dei reali, dei personaggi altolocati di ogni nazione. Noi sul nostro sito abbiamo pubblicato dei documenti in cui parecchi testimoni di alcuni omicidi di massa di bambini scampati alla morte hanno raccontato tutto a una psichiatra, la quale psichiatra ha organizzato questi scampati, diciamo così, e ha preparato una denuncia penale con nomi, date, fatti, circostanze. Erano rituali di morte, uccisioni di bambini, in cui facevano giochi in cui i bambini si dovevano uccidere tra di loro, cose del genere, che avvenivano nella villa di quella che è una delle più importanti famiglie italiane, tutt'oggi sempre alla luce della ribalta e sotto i riflettori, come famiglia irreprensibile. Penso una famiglia a cui tutti vorremmo aspirare, perché sono quelle famiglie ricche che sembra che abbiano tutto e che siano strafelici. Bene, in questa casa, con bambini dati in pasto ad animali selvaggi, con bambini costretti ad uccidere i loro coetanei, e però è stato archiviato tutto, già che c'erano
siccome le persone che hanno denunciato questi fatti erano parecchie, hanno anche bruciato la villa di questa famiglia, perché non era l'unica, chiaramente ne avevano tante, questa era una villa con parco, uno dei loro tanti possedimenti, quindi bruciata completamente, quindi perse tutte le tracce di quello che veniva denunciato. Gli scavi per trovare i cadaveri vennero fatti a centinaia di metri dal posto perché si erano sbagliati e poi non hanno più fatto nulla. Peraltro alcune delle persone coinvolte tra i colpevoli sono anche morti, quindi insomma non è stato più fatto niente. Questa è la realtà del vero satanismo. Però perché si fa quest'opera di disinformazione? Dietro al mostro di Firenze non c'era una setta satanica, c'erano dei personaggi altolocati che facevano parte di un'organizzazione esoterica, che è un'altra cosa, un'organizzazione segreta, che è la Rosa Rossa, un ramo della Golden Dawn. Dietro alle bestie di Satana c'è il nulla, o meglio, ci sono altri che hanno ucciso, personaggi cosiddetti colletti bianchi. Questa è la realtà, ma si fa una massiccia opera di disinformazione per non dire la verità, per non dire che Sara Scazzi, Iara Gambirasio, il bambino di Cogne sono stati ammazzati per motivi particolari che adesso non posso spiegare, che ho spiegato in altre conferenze, in altri articoli o libri che ho fatto, quindi per coprire qual è la realtà. Tutti questi programmi televisivi sono tutti un immenso depistaggio per non farci sapere che cosa avviene realmente. Ecco, molti di queste morti sono veri e propri, qua ecco il titolo della conferenza, sacrifici umani, solo che a noi ce li presentano come omicidi qualsiasi. Vi ricordate il ministro Fornero che ha pianto quando ha detto la parola sacrifici? Vedete, la persona normale, quella che non conosce i rituali di queste organizzazioni, che non conosce chi c'è di mezzo e quali mezzi usano, pensa che il ministro Fornero abbia fatto un po' finta di commuoversi alla parola sacrifici, perché preparavano la manovra economica e alla parola sacrifici ha detto anzi sacri, e poi si è messo a piangere, e uno pensa vabbè, sta cercando di prenderci giro, ma noi non ci caschiamo perché siamo furbi. Questo ho sentito su qualche giornale, che noi non caschiamo nelle lacrime del ministro Fornero. No, il problema è che quello non era un prendere in giro lo spettatore, cioè, o meglio, era un prenderlo in giro, perché stava facendo credere che lei voleva farci credere che si commuoveva davvero e invece noi siamo troppo furbi per cascarci, ma non è così. Quella parola sacrifici metteva l'accento sui sacrifici umani che si dovevano fare per poter realizzare determinati piani politici, perché queste morti, Sara, Iara, Cogne, eccetera, sono nient'altro che sacrifici umani per progetti politici. Dietro ai delitti del mostro di Firenze ci sono dei sacrifici umani per progetti politici. Dietro alle bestie di Satana ci sono sacrifici umani per progetti politici. Quindi il ministro Fornero annunciava solo un numero un po' più elevato del passato di sacrifici, annunciava un numero di morti maggiore del passato. Infatti, dopo poco tempo abbiamo avuto l'omicidio di 2 senegalesi a Firenze. Immediatamente i giornali hanno detto ma dietro a questi omicidi c'è un ragazzo di Casa Pound. Scusate la parolaccia, ma che cazzo c'entra Casa Pound? Scusate, io faccio parte della Soka Gakkai, un'organizzazione buddista. Ora se uccido qualcuno, uno dice Paolo Franceschetti ha ucciso Caio ed era della Soka Gakkai, e poi partono le indagini sulla Soka Gakkai. Ma che c'entra? Qualcuno di voi sarà iscritto all'associazione Salus Bellatrix, adesso se qualcuno di voi uccide un altro dobbiamo indagare tutta l'associazione Salus Bellatrix? Beh no, hanno indagato e hanno fatto una serie di casini a Casa Pound. Bene, il leader della comunità senegalese in Italia, Papa Dief, nel discorso di commemorazione per questi 2 morti ha detto, non sto dicendo che Papa Dief sia dentro a questa organizzazione, il discorso gliel'hanno preparato, ma lui ha detto speriamo che questi sacrifici siano l'annuncio di un'alba nuova. Ora, l'Alba d'Oro è l'organizzazione che commette questi delitti, la Golden Dawn, l'Alba d'Oro, Alba Dorata, come vogliamo, da cui discende la Rosa Rossa, che è l'organizzazione che sta dietro a questi delitti. Quindi non solo questi sacrifici erano annunciati, sono stati anche firmati dal discorso di Papa Dief a Firenze, che si auspicava l'avvento di un'alba nuova. Infatti sta arrivando questa alba nuova, perché sta arrivando una crisi economica di proporzioni devastanti, che comporterà diverse morti tra le persone normali, perché quando arriverà la batosta in quest'anno molti saranno impreparati ad affrontarla, quindi avremo la morte di molti elementi più deboli, di anziani che non ce la faranno a sopravvivere, di persone malate che non riusciranno a organizzarsi nelle situazioni di difficoltà che creeranno ad arte questi signori, e sì, effettivamente ci saranno tanti sacrifici.
Poi vi cito alcuni fatti perché quello che dico a molti di voi sembrerà una follia, no? Ma talvolta dai giornali queste cose vengono fuori. Se uno legge tra le righe, per esempio questo agli occhi di tutto il mondo avvenne, cosa? 2 o 3 anni fa vennero arrestati in un paese africano dei pedofili, di un'organizzazione internazionale di pedofili e satanisti francesi. Questi vennero arrestati mentre stavano per mettere su un aereo 103 ragazzi, 103 bambini, per portarli in Francia e farne quello che preferisco non dire perché già siamo stati truculenti abbastanza, ma che si può immaginare. Sono stati fermati, questa era un'organizzazione che si chiamava l'Arca di Zoe. Sarkozy, il presidente della Francia, è volato in questo paese africano per riprendere questi personaggi evitando l'incidente diplomatico internazionale, e questi sono tranquilli, liberi e saranno riportati in Francia. Questa è la prova provata dei collegamenti che ci sono tra questi grandi personaggi politici che coprono questi fenomeni. Allora, il problema del satanismo, delle morti, eccetera, è un problema di portata internazionale che trova però la copertura, ovviamente, dei vertici della magistratura, dei vertici della politica, per nascondere i veri fini di questi delitti, e che peraltro usa queste informazioni anche per un altro scopo, perché bombardandoci ogni giorno con Sara Scazzi, con Chiara Gambirasio, con questi fatti qua, tappano il palinsesto televisivo con le notizie reali che dovrebbero dare, dovrebbero dirci chi ha causato la crisi economica e perché, qual è il progetto a lungo termine, quali sono le cause di questa crisi, appunto, dovrebbero dirci tutta una serie di cose che non ci hanno mai detto, e dovrebbero dirci come funziona realmente la politica, perché dovrebbero dirci che destra e sinistra non esiste, perché sono tutti parte, perlomeno i politici più di spicco, quindi parlo di Bertinotti, di D'Alema, di Berlusconi, Monti, eccetera, tutti parte di un'unica organizzazione al vertice, che è un'organizzazione segreta, di stampo massonico, che si chiama Ordine della Rosa Rossa, che è poi quella che commette questi omicidi. Anche qui qualcuno mi dice, accidenti, ma questa cosa è gravissima, ma si possono avere delle prove? Beh, guardate, quando ci furono le elezioni e Bush contendeva con Kerry, ammisero entrambi di appartenere alla Skull and Bones, un'organizzazione segreta. Ora, il depistaggio poi tipico dei mass media dice appartengono a una società segreta. No, la Skull and Bones non è una società segreta, è una delle diramazioni, delle logge di questa organizzazione più grande che è la Rosa Rossa. Quindi non è una società segreta. Poi non è segreta perché altrimenti non si saprebbe il nome e non l'avrebbero ammesso. In TV ci sono, se andate a cercare su internet, ci sono ancora le loro dichiarazioni in cui il giornalista dice: ma è vero che voi fate parte della Skull and Bones? E loro dicono sì, è vero. E questo cosa comporta? Beh, dice, è una società segreta, ha detto Bush, è un segreto, quindi non posso rispondere. Domanda a Kerry, ma che importanza ha questa cosa? Quindi perché lei è in questa organizzazione? Che significato ha? È un segreto. Bene, vi dico io che da anni studio le organizzazioni segrete, che implicazione ha? L'implicazione è che entrambi faranno gli interessi prima di tutto dell'organizzazione segreta, poi del paese, che in realtà non faranno mai, perché nessuno dei politici fa mai l'interesse del paese, e questo credo che abbiamo cominciato a capire, no? Però il problema è che rispondono a qualcuno, non è vero che procedono in questo modo da ubriachi senza un piano preciso. Il piano preciso c'è perché sono stati tutti d'accordo quando hanno dovuto votare le leggi che hanno portato l'Europa all'attuale sfascio e a quello che sta per venire, che è molto peggio di quello che è venuto fino adesso e di quello che ci aspetteremmo. Quest'anno ci aspetta la peggiore delle crisi economiche di questo secolo, annunciata pure da Tremonti, che ha detto in modo chiaro che ci sarà una crisi economica peggiore di quella del 29, ma siccome siamo abituati a non pesare le parole e a occuparci poi solo di quello che da una parte che ci fa comodo e poi a occuparci prevalentemente delle cazzate di cui la TV e i giornali ci riempiono ogni giorno, quindi nessuno fa caso a quello che ha detto, che significa che stiamo per precipitare in una crisi in cui moriranno tante persone, in cui si bloccherà tutto, in cui non ci sarà probabilmente in alcuni posti neanche la benzina per poter andare a prelevare i rifornimenti fuori. E questi programmi, quindi tutte queste orchestrazioni di questi omicidi, eccetera, serve anche a depistare la gente, a farli occupare di altre cose, mentre nel frattempo i politici, tutti d'accordo, procedono in questo loro piano. E per capire che procedono d'accordo non c'è bisogno di molto, basta sapere che il Trattato di Lisbona è stato votato ad agosto di 3 anni fa all'unanimità. Basile spererà
come ho sperato io la prima volta che mi è stato spiegato questo sistema anni fa, che uscii dallo studio di una giornalista investigativa purtroppo morta non troppo tempo fa, che mi spiegò appunto queste cose. Io uscii e dissi: ma speriamo che questo è matto. Ho cominciato a fare ricerche, a informarmi eccetera, sperando di scoprire che erano tutte balle. Purtroppo, approfondendo, ho scoperto che era tutto vero e che questa persona diceva molte cose giuste. Quindi do la parola a Francesca e poi passiamo alle domande. Da che cosa deriva questa attenzione sull'Italia? Deriva dal fatto che c'è un attacco all'euro che non ha convinto nessuno come moneta. E in effetti è una moneta un po' strana, perché è una moneta non di un solo paese ma di tanti paesi insieme, che però non hanno un governo unitario dell'economia e che non ha alle sue spalle una banca di riferimento e di garanzia. Quindi è un fenomeno che non si era mai visto e verificato. Quindi l'euro di per sé si presenta come una moneta attaccabile dalla speculazione internazionale. Allora, perché noi dobbiamo privatizzare? È una scelta politica? No, non è una scelta politica quella di privatizzare. Non è più una scelta politica. Siamo obbligati a cedere il controllo di imprese a chi? All'estero. Cioè 150 anni di unità d'Italia ce li festeggiamo cedendo il controllo di pezzi dell'Italia al dominatore straniero. Ma perché? Gli europei dovrebbero evitare gli errori che sono stati fatti qui 10 anni or sono, quando la flessibilità è divenuta la parola d'ordine. A cosa ha portato? I dati ci raccontano di un'enorme ricchezza prodotta, ma non goduta dalla maggioranza dei lavoratori del settore privato. E infatti il loro stipendio medio è più basso oggi che nel 1973, mentre abbiamo 50 top manager della New Economy che valgono 5 volte di più del reddito annuo di 33 milioni di famiglie americane. Preoccupa che oggi in America il maggior datore di lavoro non sia la Ford o la Coca-Cola, ma Manpower, che è un'agenzia di lavoro in affitto. Non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. All'Europa viene spesso detto che la flessibilità, che la ricetta economica americana hanno prodotto la piena occupazione e una prosperità senza precedenti. È triste, perché pagherete un prezzo altissimo, perché fra 15 anni tanti di voi si troveranno conciati come me, senza pensione, assistenza sanitaria e senza via d'uscita. Ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto visibile e conclamata. Però, quindi in questo siamo come il G20. Però c'è una differenza, siccome il G20 per ora non ha in modo serio, e noi in Europa abbiamo istituzioni, leggi, norme, abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti. Ma quando una crisi sparisce, rimane un sedimento, perché si sono messe in opera istituzioni, leggi, eccetera, per cui non è pienamente reversibile. Ultimo punto. Stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande successo dell'euro. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Perché? Perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica, ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea, che attraverso l'euro, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro,
la cultura della stabilità, il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca, si sarebbe diffusa un po' per volta a tutti. È stato poi insignito di una cattedra all'università della Sorbolona, poi io ho scacciato Malocchio per scacciare poi in futuro Bellocchio, Pinocchio e pure un Finocchio che si aggiravano nei dintorni dell'università. Poi sono libero docente, cioè posso docere e non docere, a seconda, diciamo, delle mie esigenze, in paragnostica all'Università di Ustica. Credo che Montezemolo non, insomma, chiunque, accadrà, purché non si sia voti, Berlusconi, purché non si voti. Tremonti, e comunque, se mi permettete, l'agenda politica la detterà l'economia internazionale. Smettiamola di pensare che in questo paese di chiacchiere che stiamo facendo anche noi, qualcuno possa decidere lunedì qualcosa. l'Ecofin ci dirà qualcosa, andiamo in pubblicità e dopo. Subito dopo leggerai i sondaggi, perché aveva le... E comunque, se mi permettete, l'agenda politica la detterà l'economia internazionale. Smettiamola di pensare che in questo paese di chiacchiere che stiamo facendo anche noi, qualcuno possa decidere lunedì qualcosa. l'Ecofin ci dirà qualcosa, andiamo in pubblicità. E comunque, se mi permettete, l'agenda politica la detterà l'economia internazionale. Smettiamola di pensare che in questo paese di chiacchiere che stiamo facendo anche noi, qualcuno possa decidere lunedì qualcosa. l'Ecofin ci dirà qualcosa, andiamo in pubblicità. Alla fine della dispensa vi leggo solo 2 righe. Un altro feticcio che ricorre con frequenza è quello dell'ipotetica implosione italiana qualora essa non fosse entrata nell'euro. All'urlo entusiastico di l'euro ci ha salvato la vita. Nessuno mette in dubbio che la nostra moneta, la lira, non se la passasse molto bene durante gli anni 90, ma questo feticcio crolla rapidamente quando si ascoltano le parole dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, colui che si adoperò con tutte le sue forze affinché l'Italia entrasse nella prima tranche dell'euro. E queste sono le sue parole. Egli, che aveva certamente una faccia più sveglia di quella di Prodi e Ciampi, nel 1996 affermò: un'Italia fuori dall'euro farebbe una concorrenza rovinosa all'industria tedesca. L'Italia deve quindi essere subito parte dell'euro, alle stesse condizioni degli altri partner. Per questo, chi è stato salvato dall'euro? Adesso passo la parola all'avvocato, chi ha delle domande da rivolgergli, adesso passiamo col microfono. Sentite, prima delle domande voglio dire 2 minuti una cosa. Quando io dico che dietro a tutti questi omicidi che vanno sempre in TV ci sono dietro i politici, ci sono gli avvocati, ci sono i magistrati più importanti d'Italia, e che i politici sono tutti assolutamente al corrente di questo e che sono quindi manipolati, organizzati, fatti proprio da loro, tutti mi dicono ma è una cosa impossibile. È impossibile. Perché è impossibile? Perché ci sembra una cosa, ma sarebbero proprio dei criminali. A me questa cosa mi fa un po' ridere, perché cioè voi dovete sempre pensare, noi dobbiamo sempre pensare che ci hanno condizionato, manipolato la mente, tanto che quando noi andiamo in Iraq a fare 1,5 milioni di morti, di cui molti anche di nostri soldati italiani e di persone che ci sono più vicine anche emotivamente, non battiamo ciglio, ma sono 1,5 milioni di persone che noi... per noi sono quasi indifferenti, diciamo sì, hanno ammazzato vabbè l'Iraq, ma comunque stanno da un'altra parte. Ci colpisce quando sappiamo che possono ammazzare qualcuno a fianco a noi, nel nostro paese, allora lì cominciamo un pochino a preoccuparci. Ma per questa gente che sta al potere, che differenza c'è tra 1,5 milioni di iracheni e Yara, Sara Scazzi o nessuna? Per loro è, pur di raggiungere il loro obiettivo, è la stessa cosa. La crisi economica poteva essere evitata se solo avessimo avuto una moneta parzialmente diversa e ci fosse stata più informazione sul sistema della moneta, del signoraggio bancario e della proprietà delle banche. Questa situazione porterà alla morte quest'anno di molte persone grazie a questa situazione economica. Hanno in progetto poi anche cose un po' più gravi della semplice depressione economica, però è tutto in quest'anno. E che, per loro che problema c'è a creare una situazione del genere? Per loro noi siamo numeri. Quando
la dichiarazione di guerra, quindi il contingente italiano è partito per l'Iraq con la firma, il beneplacito dei nostri difensori dei deboli, dei nostri difensori della libertà, Pannella, Bertinotti, eccetera, nessuno di noi ha detto niente. Sapete, siamo abituati a una cultura per cui la destra è un po' più violenta, allora loro votano la guerra, la sinistra no, quelli di sinistra sono pacifisti, ma guardate, mi rivolgo a tutti quelli di sinistra qui dentro che ci saranno, che sono stati come me ai tempi incantati dalle stronzate di Rifondazione Comunista e di Bertinotti, questa forza di pace, questo partito di pace ha votato la morte di 1,5 milioni di persone in Iraq, di non so quante centinaia di migliaia in Afghanistan, in Libia adesso e quant'altro, quindi che differenza c'è? Qualche decina, qualche centinaia di bambini all'anno che scompaiono, ma sapete quanti ne hanno ammazzati in Iraq sotto le bombe? Qui li ammazzano in un modo un po' diverso, li fanno scomparire in questi riti satanici, esoterici, eccetera, ma è diverso il fine, è un po' più difficile da capire per la persona normale, ma dal punto di vista della gravità della cosa è anche meno grave di 1,5 milioni di morti in Iraq. Hanno ormai convinto le persone che leggevo un libro che la neve è nera e ci sono riusciti. L'altro discorso è che devono portare la popolazione mondiale al 10% dei 7 miliardi attuali, quindi 1,5 milioni alla volta si fa prima. All'ONU c'è una cappella, come saprà benissimo, dedicata a Lucifero. Lo so. Questo tanti lo ignorano e c'è anche un giornale in Italia che si chiama Lucifero. La domanda è, ma le persone che confessano i delitti che non hanno commesso e dicono di conoscere particolari relativi ai delitti, perché lo fanno? Lo fanno per diversi motivi. A volte gli promettono degli sconti di pena. Ad esempio nel caso delle bestie di Satana, ad alcuni ragazzi, a Marco Zampollo ad esempio, è stato offerto uno sconto di pena se incastrava Paolo Leoni. Diceva guarda, invece di farti 29 anni te ne fai 20. Lui ha detto no, Paolo Leoni è un mio amico, in nome di questa amicizia io mi faccio 29 anni ma non confesso. A Paolo Leoni hanno detto ma confessa, no? Dai, che così ti fai? Dall'ergastolo si passa a 30 anni, poi con lo sconto di pena del rito abbreviato ti fai 20 anni. Lui dice ma che devo confessare? No, scusate, ma io voglio farmi tutto il processo perché voglio dimostrare la mia innocenza. Infatti non ha dimostrato niente perché l'hanno condannato in tutti e 3 i gradi e si ritrova in ergastolo. Quindi molte volte ti promettono lo sconto di pena, ma normalmente quello che succede è che le persone vengono condizionate con l'ipnosi o con altri metodi di manipolazione mentale a confessare. Infatti quando una mia collega venne da me e mi disse di questo delitto di Viterbo, quando mi disse stava a 100 km in un ospedale, io ho detto un ospedale psichiatrico, vero? Sì, perfetto, quindi lì quadrava tutto. Quindi nell'ospedale psichiatrico, nel momento del delitto, a questa persona hanno immesso la memoria, diciamo sotto ipnosi o con altre tecniche, ce ne sono più di una, e gli hanno immesso il ricordo di questo delitto. Infatti, le memorie si possono riconoscere da cosa? Da un particolare che ricorre quando ci sono queste confessioni. Come si fa a riconoscere quindi la falsa memoria? Vi dico un piccolo trucchetto, diciamo così, per coloro che possono essere interessati a vedere quando si verificano. La falsa memoria si riconosce perché tu immetti nella persona un ricordo. Io e lei potremmo avere ad esempio un ricordo di questa serata immesso, se la serata non è mai avvenuta, e avremmo lo stesso ricordo. Però alle domande specifiche di una persona, su singoli particolari, tenderemo a rispondere cose diametralmente opposte. Perché se il ricordo è stato immesso, quindi è stato immesso che qui c'erano 150 persone, bene, allora ci ricorderemo entrambe 150 persone. Poi però se il ricordo è falso ci diranno ma la sala aveva le colonne o no? Sì, ce l'aveva? No, non ce l'aveva. Oppure ci diranno ma in prima fila che c'erano? Donne o uomini? Donne, dirò io, e lei? Uomini, dirà lei. Perché a quel punto il ricordo verrà deformato da quello che è la propria personale ricostruzione del fatto. Nei coniugi di Erba, ad esempio, succede che ciascuno, siccome questi due pare che si amassero veramente, credo che fosse vero quella parte e non sia inventata, l'amore che ciascuno dei due provava per l'altro, nessuno dei due vuole accusare l'altro. Allora nel ricordo si ricordano di aver ucciso, ma non vogliono accusare l'altro e quindi scaricano su se stesso la colpa. Quindi Olindo dirà sì ma l'ho ucciso io e Rosa dirà no l'ho ucciso io, Olindo non ha fatto niente. Alla fine, siccome però i particolari che raccontano sono particolari che può sapere solo l'assassino, il magistrato molto spesso in buona fede non capisce questo e alla fine finisce comunque per condannarli perché dice ok sono stati loro, la divergenza nella ricostruzione forse dipenderà dal voler scagionare l'altro oppure dal voler scaricarsi in alcuni casi le responsabilità. Quindi nelle bestie di Satana ad esempio Andrea Volpe e Mario Marcione confessano entrambi l'omicidio però con ricostruzioni totalmente differenti. Andrea Volpe era un delinquente e lo era veramente, Mario Marcione no, era un bravo ragazzo, abbastanza semplice come persona e anche buono probabilmente. Quindi siccome peraltro quello che è stato ucciso era il suo migliore amico,
I due ricordi li riferiscono assolutamente in modo plateale per particolari, non secondari, chi ha sferrato il primo colpo, chi ha voluto l'omicidio, perché Andrea Volpe, essendo un delinquente, dirà che sì, l'ha ucciso lui, ha sgozzato lui, ha sperato la coltellata lui voleva, lui ha provato piacere, e racconta una serie di particolari di questo tipo. Mario Maccione invece racconta, chi leggesse questo libro troverebbe il suo racconto L'inferno tra le mani, la sua storia raccontata in questo romanzo, sì, è un romanzo perché non è vero un cazzo di quello che c'è, ma è un libro in realtà verità, il racconto della sua storia. Lui racconta in tutto questo libro che non voleva commettere l'omicidio, l'ha commesso perché gli altri lo costringevano, perché era sotto l'effetto di droghe, perché neanche lui, neanche la sua mente si capacita di come abbia potuto. Quindi ricostruisce il racconto dando a chi ascolta l'unica versione possibile per la sua mente, cioè sì, ho ucciso il mio migliore amico, l'ho fatto perché non ero capace di intendere di volere sostanzialmente, questo è il suo racconto. Chi legge, se non sa queste cose, dice questo è un bugiardo che sta cercando di evitare le sue responsabilità. Forse qualche balla l'avrà detta pure, ma è più la verità che c'è qui dentro, in quello che lui racconta rispetto alle balle. Il problema è che è tutto falso, quindi lui probabilmente non ha proprio mai messo le mani addosso al suo migliore amico. Vaglielo a spiegare però, cioè questo anche è una situazione irrecuperabile, cioè se io ho già avuto difficoltà a spiegare a questi ragazzi questa che è la mia versione, perché le stesse vittime spesso non si convincono, dicono ma com'è possibile, ho creduto per anni a quest'altra cosa, e non è facile neanche per la mente di questi ragazzi all'ergastolo accettare una cosa del genere, figuriamoci per questi qui che sono ormai andati, persi. Infatti è uno dei motivi per cui io per tutto il 2011 pensavo comunque di togliermi dall'albo degli avvocati e pensavo che avrei smesso di fare questo lavoro, perché tanto è un lavoro assolutamente inutile, perché è quasi impossibile farlo capire anche a colleghi, avvocati, a magistrati, perché molti sono in assoluta buona fede. I manovratori del processo sono in realtà pochi. Senz'altro nel caso delle bestie di Satana il pubblico ministero, lui sì consapevole di quello che andava a fare, cioè della falsificazione delle prove, di tutto l'impianto accusatorio completamente falso. I giornalisti sì, ma non tutti, solo i giornalisti più importanti che si sono occupati della vicenda e che hanno, diciamo, l'80% in mano delle notizie. Gli altri si limitano ad accodarsi. Ad esempio questi, in questo libro qui, che cosa fanno? Prendono le notizie che ritengono più attendibili da altre fonti, quindi ecco che infatti si vede il tentativo di oggettività di questi scrittori, di questi tre personaggi in questo libro qua, Sette Sataniche di Mastronardi, De Luca e Fiori. Però attingono a fonti completamente false, quindi quando la fonte di base principale che viene ritenuta attendibile è falsa, a quel punto si falsa tutto quanto e viene fuori un casino. Quindi sono pochi i reali manovratori. Spesso i giudici che decidono la condanna o l'assoluzione non sono consapevoli di tutto questo, vedono due persone che confessano, vengono poi manipolati ad arte dai mass media che martellano continuamente sulla colpevolezza di questi ragazzi, dal pubblico ministero che vedono particolarmente convinto, ed essendo una persona autorevole questo PM, quindi tendono a dire beh, se è così convinto sarà pure vero, la prova non è tanto convincente, ma è un reato talmente grave che alla fine dal punto di vista psicologico si convincono che comunque quelli sono gli assassini e li condannano. Ma i veri manipolatori sono pochi. Normalmente anche i criminologi sono tra i manipolatori, cioè normalmente questa categoria è o talmente ottusa da non capire niente, quindi da imparare a memoria delle nozioni su un libro senza rielaborarle, oppure sono veri e propri manipolatori del processo. Ma al di fuori di queste poche persone, tutti gli altri sono tutti in buona fede. Ci sono delle persone che si improvvisano esperti, magari di serial killer, eccetera, studiano tutti questi libri, alla fine imparano una serie di nozioni, pensano di saperne, ma in realtà non sanno nulla, perché di fatto è tutto falsa la letteratura su cui ci si basa, gli atti processuali, eccetera. Altre domande? Sì. Interessava la data di decisione dell'euro, 1943. C'è qualche notizia, perché è anche interessante anche forse il motivo della seconda guerra mondiale ulteriore. No, scusa, non ho capito. Lui forse riguardava il filmato? Sì, guardava il filmato, perché mi ha coinvolto molto, perché non riguarda proprio. È che volevo mandare tutte le informazioni complete in un'unica sede, perché noi abbiamo fatto anche delle conferenze sull'economia, però questa qui volevo proprio, faremo vedere tutto, date, motivazioni, nomi e tutto quanto, quindi magari è inutile parlarne adesso per 2 minuti, quando vi farò vi porterò delle prove per 2 ore. Allora, lo dico io quello che ha detto la persona qui. Allora, la domanda è la prima domanda che viene in mente in realtà quando uno ascolta queste cose la prima volta, cioè ma perché devono uccidere Sarascazzi, Chiara Gambirasio o il bambino di Cogne, no? Perché sono stati uccisi Chiara Marino e Fabio Tollis nei delitti delle bestie di Satana? Allora, noi diciamo che ogni delitto ha un suo perché principale e poi un perché secondario, cioè un perché secondario uguale per tutti, cioè creare una specie di stordimento mediatico su queste vicende. Questo è un effetto che si verifica ogni volta, quindi i telegiornali a quel punto si riempiranno di cazzate,
non solo con questo, poi andrà la notizia sulla chi ha vinto il campionato, poi andranno tutte queste notizie qua che non servono a niente per capire la realtà in cui viviamo. Questo è il motivo secondario uguale per tutti. Poi c'è un motivo principale che è più difficile da capire. Perché? Perché siccome sono motivi esoterici e proprio tipici di queste organizzazioni segrete, purtroppo se uno non sa cos'è l'esoterismo e se non sa come funzionano queste organizzazioni, il motivo sembra una follia. Spiego con un esempio. Se venisse una persona totalmente ignorante di quella che è la realtà europea, dallo Sri Lanka, e chiedesse cos'è la mafia, cos'è Cosa Nostra, avremmo difficoltà a spiegargli che c'è una organizzazione che controlla il territorio siciliano, ma si ramifica poi in tutto il mondo, che commette delitti per vari motivi. Quando c'è una persona incaprettata che viene uccisa magari alla periferia di Palermo, ritrovata in un bagagliaio di fronte a una stazione dei carabinieri, uno questo ci domanderebbe: ma perché l'hanno fatto e qual è il motivo? Oppure, in un delitto di camorra avvenuto qualche anno fa, perché hanno fatto trovare il cadavere di un ragazzo in mezzo a una rotonda del paese, completamente bruciato, privo della lingua, degli occhi e delle mani? Bisogna spiegargli come funzionano queste organizzazioni, qual è la ratio di questi delitti, qual è il modo di ragionare di queste organizzazioni. Spiegare come ragionano queste organizzazioni, che sono ancora più complicate della mafia e sono ancora più complesse, spiegare il motivo è veramente complicato farlo qua. Io sono anni che lo faccio sul mio sito, in conferenze specifiche ho cercato di spiegare più o meno qual è la logica base di questi delitti, però è impossibile dirlo in pochi minuti. Queste organizzazioni segrete, a cui appartengono poi tutti i nostri politici e tutti i personaggi più in vista dell'imprenditoria, della politica, della magistratura, i personaggi più importanti, diciamo, di una nazione, appartengono tutti alla massoneria, e la massoneria è un'organizzazione esoterica. Ma se uno non sa che significa esoterico, l'esoterismo non riuscirei neanche a spiegarlo, se non... Chi lo sa già, va bene, sa di che cosa sto parlando, ma altrimenti è come se fosse che la realtà in cui viviamo ci fanno credere che sia in un modo, in realtà è in un altro. E loro ragionano in un altro modo, con altri fini, con un altro linguaggio proprio. A noi, persone normali, ci fanno credere determinate cose, ci fanno studiare determinate cose che sono quasi tutte diverse da quelle che sanno loro e che pensano sia corretto loro. Dimmi. Io le faccio una domanda che può apparire ironica, stupida, non lo so, faccio una piccola premessa. Lei questa sera ha tenuto una conferenza davanti a 150-200 persone. Penso che questa cosa la faccia più e più volte, perché lei non è più della zona, quindi penso che giri in tutta Italia. In una serata come questa, lei, in senso buono, sconvolge la vita di 200 persone, che domani parleranno con 200 persone chiedendosi: ma è possibile che... Allora quello che le chiedo io, con una punta di ironia, ma con una base di realtà, perché la storia ce lo insegna, lei come mai è ancora vivo? Anche questa è una domanda che mi fanno in molti. Allora, chi tocca queste organizzazioni? Allora, diciamo, ho detto che ci sono due livelli di realtà. Il livello di realtà in cui vive la persona normale, che non sa niente di tutto questo. Persona normale, anche l'avvocato, il magistrato, quando non sa queste cose, va in un processo e non capisce niente. E poi c'è il livello di quelli che sanno. Quando ti avvicini al livello di quelli che sanno, ti uccidono. Ma attenzione, non ti uccidono quando tu sai, ti uccidono prima che tu sappia. Quando sei lì per capire, vieni fatto fuori. Quindi è la storia di tanti magistrati italiani, è la storia anche di tanti avvocati. Ci sono tanti colleghi che muoiono in incidenti o suicidati, come un avvocato di Macerata, Silvia Guerra, trovata l'anno scorso impiccata con la calza da donna al termosifone, anzi no, alla finestra, come un altro avvocato di Nereto, in provincia di Teramo, presidente della Slow Food, che viene trovato massacrato a colpi di ascia insieme alla moglie. La mia è una categoria molto a rischio, ma non ti uccidono quando tu sai, ti uccidono quando ti avvicini a sapere e quando poi lavori per la verità, perché se invece lavori per depistare, arrivano, ti comprano e tu sei a posto, a quel punto non rischi più niente. Se tu hai come questo gendarme qui, riesci a superare il primo periodo, quello in cui cercano di farti secco, è fatta. Cominci a divulgare quello che sai e non ti toccano più. Infatti hanno tentato di farmi secco 4 volte, ma sempre quando ancora non avevo capito neanche da dove partivano gli attacchi e perché, perché non avevo neanche capito che avevo toccato qualcosa di scomodo. Che cosa successe? Questo l'ho raccontato in altre conferenze, in altri articoli. Successe che dopo... c'era stato un primo episodio strano in cui la mia collega Solange Manfredi si era ritrovata con la moto che mancava il bullone della ruota posteriore della moto. Pensavamo a un sabotaggio, io pensavo forse era un sabotaggio, mi sembra strano, insomma, e andò così. Dopo una settimana io stavo con la mia moto e mi partì lo sterzo e caddi per terra mentre stavo in rettilineo. Nello stesso momento la mia collega perdeva il dato della ruota posteriore ancora una volta e quindi
per un pelo, diciamo, si è salvata da un altro incidente. Quindi a quel punto ho capito che volevano farci capitare un incidente nello stesso momento a tutti e due. Allora lì ho cominciato a capire che ero sotto il mirino di qualcuno e ho cominciato a dire: ma perché ci devono uccidere nello stesso momento? Che non ha logica, secondo me. Perché lasceresti tracce, daresti un segnale esterno che c'è qualcosa che non va. Fammi morire a me oggi e fra 3 mesi la mia collega in un altro incidente. Se noi moriamo nello stesso incidente, lo stesso giorno, peraltro non è la prima volta che capitava in Italia di persone che muoiono in un incidente di macchina e di auto nello stesso momento, contemporaneamente. Una coppia di fidanzati, Mauro Manucci e Simona Acciai, moriranno nello stesso istante, più o meno a distanza di 10 minuti, lui in moto andando dritto contro un palo e lei rovesciandosi con l'auto in una scarpata. Ora, un po' troppi sono questi casi di persone che lavorano insieme o stanno insieme, fidanzati, e muoiono insieme. Avrebbe destato qualche sospetto, ma lì ho capito che questa gente non ha il problema del stare sospetti. Lì ho capito che questa gente ragiona in un modo totalmente differente dalla maggior parte delle persone e ho cominciato a cercare di capire qual è la logica di queste persone. Quindi ho cominciato a studiare le morti strane di altri colleghi oppure altre categorie, giornalisti, ricercatori, eccetera. Ho cercato di capire cosa legava tutte queste morti, perché erano avvenute in questo modo, chi c'era dietro, e piano piano ho scoperchiato questo calderone. Quindi infatti paradossalmente appena ho cominciato a capire, appena ho messo su internet tutti i documenti che avevo, tutte le cose che sapevo, non mi ha toccato più nessuno. Quindi sono anni che non ricevo come attacchi fisici come pericolo, niente, né io né la mia collega. La mia collega una volta arrivai a casa, ma all'epoca in cui non sapevamo ancora nulla, la trovai avvelenata per terra, chiamai il 118, venne rinvenuta e quindi era un tentativo di avvelenamento, non so se per ucciderlo o per intimorirlo o perché altro. Ma dal momento in cui abbiamo cominciato a capire e abbiamo messo tutto su internet non è più successo niente. Succede altro, succede che cercano di comprarci, succede che cercano di avvicinarci, che cercano di depistarci, che cercano di crearci difficoltà di altro tipo, però comunque quello dell'uccisione non c'è mai più stata. Quindi a questo punto si gioca su altri livelli, il gioco diventa l'informazione. La battaglia tra me e loro, prima era una battaglia prevalentemente fisica, chi arriva prima? Arrivi prima tu, io, a capire le cose come stanno e a fare la denuncia, o arrivano prima loro a ammazzarti? Adesso la battaglia è diversa. La battaglia si gioca in che modo? Io dico che Piero Luigi Vigna, il magistrato poi capo dell'antimafia, era l'assassino nei delitti del mostro di Firenze. La mia conferenza va su YouTube. Qualche giorno prima che andasse la conferenza su YouTube, il web è stato infestato di video sul mostro di Firenze, mentre fino a 2 anni fa su internet, se tu digitavi sui video il mostro di Firenze, c'era qualche video sul processo Pacciani e altre 3 o 4 cosette. Oggi c'è di tutto, ci sono tutti i programmi che hanno fatto all'epoca, tutti i programmi successivi, tutti gli approfondimenti fatti da tutti i vari programmi tipo, che ne so, Quarto Grado, La Linea d'Ombra, questi qua, quindi trovi un'infinità di materiali e non trovi più la mia conferenza. Che ne so, e io tento di riaprire il processo delle bestie di Satana, provo la revisione del processo e vengo incaricato della revisione del processo. Nessuno lo dirà mai in TV, nessuno lo dirà mai in un giornale, lì è la battaglia, anzi può darsi che cosa faranno? Beccheranno, qua ci sono diversi scenari possibili, o prendono un'altra setta satanica e fanno casino con quest'altra setta collegando alle bestie di Satana, cioè faranno un altro nuovo calderone mediatico per coprire quello che sto facendo io e quello che si sta facendo in realtà. Può darsi che questi ragazzi per esempio usciranno di galera se io preparo la revisione e il processo si fa in modo corretto, difficilissimo perché è quasi impossibile avere dei processi corretti in Italia, ma se il magistrato non fosse corrotto e se il processo si facesse, questi escono e nessuno saprà mai nulla. L'altra possibilità è che magari fra qualche settimana mi ritrovate in tutti i TG a dire che un avvocato capo della setta satanica Bestia di Satana cerca di far uscire i suoi accogli e poi incastrano pure me e mi arrestano, e voi saprete 150 oggi che ma questo era quello che diceva quelle cose, possibile? Ma qualcuno gli dirà, vedi però perché era il capo, ecco perché ci ha detto quelle cose, l'hanno fottuto quel porco, meno male, perché diceva delle cose troppo gravi, dai, diceva che Piero Luigi Vigna era uno degli assassini dei delitti del mostro di Firenze, è meglio tornare alla realtà reale. Altri diranno, porco cane invece, hai visto che l'hanno fregato? Ma voi lo saprete, ma 55 milioni di italiani sapranno che Paolo Franceschetti è il capo delle bestie di Satana. Quindi la vera battaglia si gioca come in ogni campo sull'informazione. Faccio degli esempi banali, tanto voi se venite all'associazione Salus Bellatrix siete abituati a questi discorsi. C'è una nuova cura per il cancro? Non importa, si spinge in TV sulla chemioterapia, su queste terapie alternative e si scredita chi parla di cure alternative come Simoncini, che si è pure beccato una condanna, se non ricordo male, per aver detto che il cancro è un fungo e si cura col bicarbonato. Poi dopo anni si viene a scoprire che c'è una ricerca fatta dall'università, quelli sì che allora sono attendibili perché è un'università, che il cancro
o si cura col bicarbonato. E mo chi lo risarcisce Simoncini? Non si sa. Anche tanto su tutti i giornali, tutti i media ancora continua ad essere il ciarlatano truffatore che dice che il cancro è un fungo e si cura col bicarbonato. Quindi la battaglia oggi in tutti i fronti è sull'informazione. Oggi a me uccidermi costerebbe troppo, perché poi troppi capirebbero, indagherebbero, in alcuni casi poi a quel punto, se oggi ho 20.000 lettori del mio sito, sono circa attorno a 20.000, magari diciamo che sono 10.000 quelli che possono credere in quello che dico, altri 10.000 vengono per curiosità o anche solo per informarsi, perché sono magari appartenenti a quell'organizzazione di cui io parlo sempre, quindi vengono per vedere, vediamo che dice oggi su di noi. Quindi se poi muoio e se si sa che è un assassinio, diventano non più 10.000 ma 50.000, e poi a quel punto tutto ciò che ho detto diventa Vangelo, come è successo per altri personaggi del passato, quindi non correranno questo rischio. Casomai il rischio è che fra un po' mi faranno qualche scherzetto che io non mi aspetto, in cui mi ritrovo a essere coinvolto in qualche cosa che chissà che sarà. Ecco, insomma, ho risposto alla tua domanda, perché non mi uccidono. Altro? Volevo chiedere un aneddoto, che vada a spiegare il motivo vero per cui dire cosa spinge gente che ha ricchezze infinite a voler aumentare anche marginalmente la sua ricchezza in termini di soddisfazione. E la soddisfazione è un qualcosa che non si misura in termini quantitativi o monetari, ma è un qualcosa che attiene allo spirito o all'anima di ogni singola persona. Allora io dico, c'è un meccanismo sicuramente, a mio modo di vedere, di natura spirituale e energetica, per cui a un certo punto si blocca il mondo tridimensionale e si va a dei livelli superiori, che attengono a delle entità di carattere ultrasottile. Secondo il mio punto di vista la spiegazione va ricercata in questo. Ma questa non è una domanda, è un'affermazione. Sì, io volevo sentire la sua risposta, visto che lei... La penso come te. La pensa come me. Il mio parere è che c'hai ragione, però magari aggiungerei una cosa. Tu mi dici che ci sono delle entità sopra che causano tutto questo, ma quando si passa all'entità superiore, a quel punto però io non vedo più il bene o male così come lo vediamo noi. Perché per queste entità superiori, qualcuno chiamerà Dio, gli angeli, quello che è a seconda della religione cui appartiene, delle credenze, della spiritualità di ciascuno, il tempo non si misura così come lo vediamo noi. Noi adesso stiamo vedendo che arriviamo a una crisi economica ancora più grave, con morti, distruzione, eccetera, ma dal punto di vista di queste entità, questo sarà un momento necessario per l'evoluzione dell'umanità. Quindi a quel punto la battaglia non è più tra bene e male, come dice qualcuno, ha vinto Satana, no. Momentaneamente questo è quello che succede, specialmente perché lo vivremo noi sulla nostra pelle e non saremo contenti di quello che sta per arrivare, ma noi dobbiamo valutare, se andiamo a parlare di spiritualità dobbiamo valutare quello che sta passando l'umanità in termini un po' più ampi dei prossimi 5-6 anni o dei prossimi 20 anni. A quel punto valutiamo l'evoluzione dell'umanità nei millenni e questo è un passaggio necessario, insomma. E allora lì ho difficoltà a pensare che domini il male. Che adesso tutti i nostri politici siano asserviti al male, siano tutti in organizzazioni esoteriche, massoniche, nere e criminali e sataniche, questo assolutamente sì. Che i nostri Bertinotti, D'Alema, Pannella, Berlusconi, Monti siano tutti dei satanisti e siano tutti appartenenti al mondo che noi chiamiamo del male, questo assolutamente sì. Però da qui a dire, ma Satana ha vinto, sta vincendo il male, no. Perché questo è un momento di passaggio per qualcosa che poi nei prossimi secoli sarà diverso. Mi dispiace che io sono qui a vedere il momento peggiore, ma insomma comunque a quel punto cambierebbe la mia risposta. Comunque per il resto c'hai ragione, sanno prepararsi. Infatti mi viene da ridere quando mi dicono ma possibile, i nostri politici colpevoli di reati come quelli del mostro di Firenze. Ma chi gliene frega del mostro di Firenze? Sono 8 coppiette, 16 omicidi hanno commesso nei delitti del mostro di Firenze. Le bestie di Satana, alle bestie di Satana hanno attribuito 4 omicidi per cui ci sono state le condanne e altri 18 omicidi in corso di accertamento per cui ci sono stati dei processi, archiviazioni, ci sono tuttora indagini in corso, eccetera. Ma chi gliene frega loro di 18 persone quando tanto stanno per fare una strage di queste proporzioni in tutta Italia? Questo è il modo di ragionare dei nostri politici, queste sono le conoscenze che i nostri politici di cui ci fidavamo condividono e sanno ma non condividono con la massa. Mi piacerebbe tanto andare, io ce l'ho sempre con Bertinotti perché l'ho votato diverse volte, e con Pannella perché sono i due che ho votato per anni, e mi piacerebbe tanto andargli e dirgli quello che penso personalmente, perché sarebbe inutile. Ma... Vabbè. Altre domande? Lei pensa che il suicidio di Cecilia Gatto Trocchi avvenuto qua? Ma quale suicidio? Ma quale suicidio? Sì, infatti. Cecilia Gatto Trocchi è un'altra di quelle che si stava occupando di satanismo, stava dicendo le stesse cose che ho detto io oggi, che il vero satanismo è quello dei potenti,
che fanno sacrifici umani, e cominciò a occuparsi di queste cose. Lei era un'esperta, un'antropologa esperta di sette sataniche e criminali. Il problema di Cecilia Gattotrocchi è che per anni aveva studiato il satanismo su questi libri, sui libri ufficiali, non ci aveva capito niente, non ne sapeva nulla. Ha avvicinato il problema del satanismo, il mondo del satanismo, sottovalutandolo, dicendo ma sono persone che in fondo, lo disse a una trasmissione TV a Enigma, disse che non sono persone molto evolute, sono persone che, le vere persone evolute fanno altro. Purtroppo non è così, sono persone molto evolute, tant'è che ci prendono per il culo da secoli e non sarebbero, diciamo, non ci avrebbero preso per il culo se non fossero evolute e non avessero conoscenze che noi non abbiamo, e quindi sottovalutarle è un grave errore. Lei fece questo errore e, tra virgolette, si suicidò, peraltro in un giorno assolutamente simbolico, con modalità che chi conosce questa organizzazione ha capito immediatamente che era un omicidio, non era un suicidio. Volevo chiedere a lei se gentilmente, perché io sono convinto che lei comunque ci ha ripetuto tantissimo, si sente da come espone le cose tecnicamente, appunto, però ecco, una conclusione a lieto fine, nel senso tipo o dei consigli, o come già in parte è stato risposto che si può fare un qualcosa, ecco, o secondo lei come si può magari dare un messaggio positivo e di speranza. Ho sentito anche che lei fa parte della Soka Gakkai, io mi sono avvicinato al buddismo di Nichiren Daishonin e volevo anche chiederle che importanza e che valore lei dà in questo, per esempio, alla preghiera in generale. Bravissimo. Allora, in realtà avete detto... Allora guardate, in fondo avete sollevato lo stesso tipo di domanda, no? Lei, la ragazza, come ti chiami, scusa? Paola, come me, ha detto una cosa giusta. È ora di finirla con queste cose negative, è vero, ma infatti vi sembra che io ho detto oddio, vi sembra che vivo nel terrore? No, mi pare che vivo abbastanza sereno. Peraltro voi avete solo saputo queste cose, io ci vivo in mezzo ogni giorno e se sto sereno, abbastanza tranquillo, vuol dire che comunque non sono così preoccupato, perché infatti ha ragione lei, non bisogna comunque vedere le cose in modo negativo e bisogna vedere in che modo invece comunque possiamo essere sereni e felici lo stesso. E qui quindi c'è la tua domanda. La preghiera è fondamentale, non la preghiera il Padre Nostro, l'Ave Maria oppure i tipi di riti, tra virgolette, che faccio io. È però fondamentale che ciascuno capisca a modo suo, chiaramente con le sue, a seconda del suo credo, a seconda del suo modo di vita, il senso della vita e acquisisca strumenti per essere sereno e felice indipendentemente da quello che succede all'esterno, che c'è sempre stato. Oggi vi ho detto delle cose che vi avranno sicuramente sconvolto, alcuni penseranno vabbè ma tanto non è vero, alcuni penseranno cazzo invece è vero e verranno un po' sconvolti, ma sappiate che queste cose ci sono sempre state. Per quelli che credono a quello che ho detto e che si informeranno, sappiate che ci sono sempre state, non è oggi così, è sempre stato così e c'è il modo per essere felici nonostante fuori ci facciano questo e operino questo tipo di manipolazione mentale. Qui poi il discorso spirituale chiaramente è individuale e quindi non spetta a me, però ti posso dire che per me la visione spirituale è fondamentale per poter dare un senso sia a quello che faccio io, sia poi per non scoraggiarmi di fronte a questo casino. In effetti le prime volte che ho scoperto questo sistema, lo scoraggiamento prende, perché uno dice ma cavolo, ma è talmente grave. Poi scopri che è sempre stato così, allora dice vabbè, ma se è sempre stato così allora non c'è da drammatizzare, quindi c'è da recuperare la dimensione spirituale dell'uomo, perché questa gente fa leva proprio sul piano spirituale di ciascuno, cioè cerca di impedirci di conoscere quali sono i modi per essere sereni e felici. E quando noi li scopriamo, francamente ce ne freghiamo che c'è una crisi economica in atto o no, ce ne freghiamo che ci sia una dittatura o no, perché la felicità è un'emozione interna, una sensazione interna, non dipende da quello che c'è all'esterno. Certamente l'esterno può contribuire, tuttavia faccio sempre l'esempio del ragazzo in carcere che mi ha dato il mandato per riscoprire questo casino delle bestie di Satana, Paolo Leoni, è molto più sereno di tante persone esterne. Perché? Perché pratica la meditazione, perché ho scoperto che recita anche il Daimoku, che recito io del buddismo di Nichiren, e perché c'è una serie di strumenti spirituali che lo fanno stare sereno, sia pure in galera. C'è gente invece infelice, depressa, che piange tutto il giorno e c'ha magari un reddito altissimo, c'ha una bella casa, c'ha tutto quello che ci dicono serve per fare la felicità. Purtroppo la TV invece, i giornali non ci dicono che cosa potrebbe fare veramente la felicità. Poi per carità, pure io sono appassionato di moto, se mi regala una bella moto sono un po' felice per qualche giorno, quindi non è che sono completamente alieno da quelli che sono i valori, diciamo, che la società ci impone, però purtroppo capisco che non è quello, insomma. E solo che capisco anche che volutamente ci bombardano di cazzate sui mass media per non dirci qual è il segreto per essere sereni e tranquilli. Stefano Anelli, per chi non lo conosce, era
Era perché è morto, era uno scrittore che trattava alcuni dei temi che tratta anche questa associazione e che in parte ho trattato io, con lo pseudonimo di John Cleaves. E un bel giorno questo che fa? Dicono i giornali che uccide con un colpo di balestra la nipote avvocato e poi si suicida. Qualcuno dice con un colpo di fucile, qualcuno dice con un colpo di balestra. Se fosse con un colpo di balestra è assolutamente impossibile, perché suicidarsi con una balestra sì, appunto, non ci sono gli spazi poi nell'automobile, quindi è chiaramente un omicidio. Peraltro ho visto la foto dell'auto in cui si era suicidato, tra virgolette, c'era un buco che veniva dall'esterno, cioè proprio un buco così sul parabrezza, quindi probabilmente gli hanno sparato da fuori. E quindi un omicidio per quello di cui si occupava, non c'è dubbio su questo, insomma. E poi quello che i giornali hanno detto, che era uno sbandato, uno squilibrato psichicamente, tutte balle. Come Haider, il governatore della Carinzia. Come Haider. Haider, per esempio, ce l'hanno presentato come uno che era un nazista, un fascista, e poi anche pedofilo dopo la morte, peraltro, e omosessuale. In realtà era solamente uno che andava contro l'Unione Europea, e quindi era uno che cercava di informare correttamente i suoi elettori sui disastri che avrebbe provocato l'Unione Europea. È la stessa cosa che è successa a Bossi. A Bossi non l'hanno ucciso, gli hanno fatto capitare una malattia. Infatti dopo la malattia Bossi ha detto, gli hanno chiesto in un'intervista, ma lei ora dopo questa malattia che cosa ha capito? Sono più ragionevole, ha detto. Infatti tutta la Lega ha votato il Trattato di Lisbona, quindi hanno deciso che non andavano contro l'Europa. Infatti non mi ricordo chi aveva titolato la morte di Haider "L'Europa nuoce gravemente alla salute", perché effettivamente o nuoce alla salute come a Bossi, oppure nuoce proprio alla vita come ad Haider. Peraltro non so se sapete, questo ve lo dico per chi non lo sa, in tutti questi delitti c'è sempre la firma dell'organizzazione, cioè quando uno conosce la massoneria e le organizzazioni esoteriche, così come quando conosce la mafia riesce a identificare la firma della mafia, quando uno conosce la massoneria e le organizzazioni segrete di questo tipo, vi legge la firma che è sempre nel nome dell'omicida oppure nel luogo del delitto. Normalmente c'è sempre una rosa, un giglio, un pellicano, perché l'organizzazione si chiama Rosa Rossa, il giglio è un altro dei due simboli di questa organizzazione. Allora ecco che abbiamo Haider, che infatti muore a Rosenstrasse, la strada delle rose. Olindo Romano e Rosa Bazzi, peraltro non si chiama Rosa, si chiama Angela, i giornali hanno detto Rosa, e quindi Rosa sposata con Olindo Romano e Rosa Romano RR, o meglio Rosa R, la firma della Rosa Rossa. E così via, insomma, c'è tutta una simbologia dietro questi delitti che chi, come me, ci lavora da anni lo identifica subito, basta che legge sul giornale il nome della persona incastrata e dice vabbè, ecco. Nelle bestie di Satana, ad esempio, quando mi hanno fatto vedere, quando ho cominciato a analizzare la vicenda, subito mi è saltato agli occhi il nome di uno degli imputati, Eros Monterosso, perché è l'anagramma di Rose, la prima parola, Monterosso, cioè rosse nel cognome, e in più c'è anche il Monte Rosso dell'Apocalisse, ma poi adesso si va su un piano simbolico particolare troppo complicato. Insomma, comunque, in alcuni casi, quando un esperto di organizzazioni segrete e massoneria individua immediatamente, addirittura i più esperti individuano pure il nome dell'assassino, il nome della prossima vittima, perché lo indicano proprio già delle volte negli articoli di giornale che escono oppure nei programmi TV. Dite. Dico io adesso. Sì. La Chiesa Cattolica, per quello che sai, quanto è coinvolta in tutto questo? È assolutamente consapevole, complice, e molti delitti sono commessi non dalla massoneria. Ecco, io chiedo scusa pubblicamente alla massoneria, forse oggi, diciamo così, perché io per anni ho parlato di delitti massonici, dando la colpa alla massoneria di questo stato di cose. Invece no, una gran parte è colpa della massoneria e una parte sono colpa della Chiesa Cattolica, del Vaticano, e quindi sono due poteri assolutamente omogenei, però assolutamente poi collusi per quanto riguarda il prendere in giro la gente sicuramente. Poi alcuni delitti sono fatti dalla Chiesa, alcuni dalla massoneria, ma sono assolutamente d'accordo tra di loro per non svelare queste cose, insomma. Sì. Avvocato, Aspetta ha visto il documento di Alex Jones dove si parla della vera storia di Obama? Dura 2 ore. Guarda, io ho letto il libro di Enrica Perucchietti sulla vera storia di Obama, non so se è la stessa cosa, ma comunque che sia un massone, che provenga dalle stesse elite che hanno messo su i precedenti, non c'è dubbio, insomma. Poi non so esattamente cosa abbia detto, ma nessuno, diciamo, dei complottisti avrebbe dubitato che poteva essere un presidente che nasceva così dal nulla. Volevi dire tu? Sì, volevo chiedere la morte di Papa Luciani. Allora, la morte di Papa Luciani, chiaramente
un assassinio per le modalità, per il fatto che non hanno voluto fare l'autopsia, per il fatto che è avvenuto dopo 33 giorni dalla sua data di insediazione. Tra l'altro c'era stato un primo tentativo di omicidio una quindicina di giorni prima. Era stato portato un caffè avvelenato, oppure una bibita avvelenata, adesso non ricordo, solo che all'ultimo momento se l'è scambiata con un cardinale, con un prelato, insomma, che stava di fronte a lui seduto, e quindi è morto quello di fronte invece che lui. Che ridete? Cioè, beh, vabbè, almeno qualche risata l'avete fatta, insomma, quando ho provato a fare battute non c'è stato verso, però. Sì, ma guardate che talvolta, quando uno diciamo, entra un po' nella logica di queste organizzazioni, effettivamente c'è qualcosa di comico in quello che fanno, ad esempio in come montano i telegiornali, nella simbologia di alcuni delitti. Uno dice, ma hanno ammazzato Tizio, vediamo un po' come si chiama, la via, così dice, vabbè, eccoli là, insomma, delle volte c'è una certa comicità in queste cose, insomma. Però sì, è stato un omicidio perché Papa Luciani, cioè molti papi e anche molti presidenti degli Stati Uniti, molti politici, ho detto che sono tutti dalla parte nera, diciamo così, ma non è proprio così. La verità è che abbiamo un sistema di potere per cui non si può stare ai vertici del potere se tu non partecipi a questi giochi, ma la verità è anche che non puoi diventare professore universitario se non stai a certi giochi, non puoi fare l'avvocato ed essere un avvocato di successo se non stai a determinati giochi e se non sei in certi ambienti, non puoi diventare un magistrato ed essere ai vertici di una procura o di un tribunale se non sai determinate cose e non partecipi a certi giochi, e così via. Bravo scrittore come Umberto Eco. Assolutamente. Umberto Eco, che scrive Il nome della rosa, e sa molto di Rosa Croce e della Rosa Rossa di cui io parlo. Lui dice che non esiste, però ne parla sempre. Comunque, a parte questo, alcuni si infiltrano, diciamo così, alcuni personaggi che lavorano per il bene si infiltrano in questi posti di potere e provano a fare qualcosa di positivo per l'umanità, per la società. Quindi ci ha provato Kennedy, che infatti è stato ucciso subito dopo aver provato a riformare il sistema bancario, e quindi ha provato a fare quello che oggi tutti i signoraggisti dicono, insomma, ha provato a riappropriarsi della proprietà della moneta. Infatti il primo provvedimento preso dopo la morte di Kennedy è stato il cambiare, diciamo, la risoluzione che aveva preso in merito alla moneta e alla stampa della moneta, che diventava di proprietà dello Stato. Per i papi è uguale, alcuni papi provano a riformare un po' in senso positivo la Chiesa per aprirsi verso ventate di novità positive. Papa Luciani ha provato a fare un po' troppo e l'hanno fatto secco subito. Giovanni Paolo II ha provato a fare la stessa cosa però con più cautela, e di conseguenza è durato un po' di più. Poi hanno commissionato l'attentato del 13 maggio, se non ricordo male, in piazza San Pietro, da lì l'hanno messo totalmente da parte, quindi da quel momento in poi Giovanni Paolo II non conterà più niente e la sua politica la porteranno avanti altre persone. Però ecco, lui aveva provato, da una parte, Papa Giovanni Paolo I, aveva da una parte provato a riformare lo IOR, voleva mettere le mani sulla Banca Vaticana, aveva anche compilato una lista di proscrizione di personaggi che dovevano sparire, tra cui il cardinale Marcinkus, il famoso cardinale Marcinkus coinvolto nello scandalo P2, che invece verrà riconfermato immediatamente da Giovanni Paolo II. E poi l'altra cosa che provò a fare, secondo me, era anche un tentativo di diffusione di certi temi a livello religioso, perché la Chiesa Cattolica non c'è dubbio che abbia e tuttora continui a manipolare la verità sulla figura di Cristo e su alcuni aspetti della vita religiosa delle persone. Lui provò a un'apertura in senso diverso. Lui infatti disse una cosa molto importante: guardate che Dio non è padre, Dio è anche madre, che sembra una cosa di poco conto, ma per una persona molto impegnata su temi religiosi e che sente molto, per una persona che dà molta importanza, diciamo, all'aspetto religioso della vita e capisce quello che lui voleva dire, era una dichiarazione molto importante che dava un'apertura a una lettura diversa della Bibbia e probabilmente anche della stessa figura di Cristo, parziale chiaramente, non poteva dire completamente la verità, quindi insomma l'hanno fatto fuori in poco tempo. Quindi è durato 33 giorni perché è stato fortunato, perché già dopo 15 non c'era più probabilmente. Gli avevano dato 6 mesi? Non lo sapevo. Altre domande? Semplicemente dal loro modo di operare, il fatto che devono stare nascosti, che devono operare nell'occulto, vuol dire che ci deve essere anche la fazione del bene, altrimenti la partita sarebbe già chiusa, al di là della salvezza spirituale, che è quella a cui credo, ma anche sulla terra deve esserci una fazione contraria, altrimenti la partita sarebbe già chiusa. Sì, che poi loro siano vincenti. Non solo c'è una partita, c'è una parte buona, tra virgolette, a livello di poteri, ma poi il fatto che debbano operare nell'ombra significa che
qualcosa, cioè non hanno tutto questo potere, altrimenti opererebbero alla luce. Questo è il loro grosso limite, infatti, che devono nascondersi, perché la maggior parte delle persone, se viene a sapere la verità su determinate cose, si ribella e non accetterebbe questa cosa. Quindi è un sistema di potere occulto per questo, che quando poi verrà portato alla luce, come in questi ultimi anni si sta portandolo alla luce, è destinato a finire naturalmente, perché è un sistema che poi non conviene neanche a loro, non solo non conviene a noi, ma non conviene neanche a loro, perché loro, i politici, i personaggi di spicco, è come Haider, appena provano a fare qualcosa di buono, comunque ti fanno secco. Tu puoi anche diventare presidente degli Stati Uniti, ma poi ti fanno secco e raccontano a tutta l'umanità che ti hanno ucciso perché un pazzo si è avvicinato lì e l'ha fatta in barba ai servizi segreti di mezzo mondo e ti ha sparato e ti ha colpito, e peraltro da una posizione in cui era impossibile colpirlo, e quindi il proiettile ha fatto questa traiettoria e poi pum, l'ha colpito sulla nuca. Ecco, quindi, la fazione positiva è organizzata, esiste, dov'è, cioè, perché non batte un colpo più forte? beh, ma qui il discorso si semplifica troppo, perché non si può parlare di fazione negativa e positiva, perché noi abbiamo la massoneria da noi, poi abbiamo le società segrete di stampo orientale, cioè abbiamo talmente tanti poteri in gioco. Rimaniamo solo all'Europa e all'America. Per esempio l'esoterismo orientale è altrettanto feroce. Sì, le società segrete di stampo orientali sono come le nostre, cioè nel senso cioè perseguono fini di potere terreno, e chi persegue un fine di potere terreno non ha difficoltà a sterminare anche milioni di persone pur di raggiungere il suo fine, che è potere e ricchezza. Da questo punto di vista non c'è nessuna differenza. Altre domande? Volevo dire una cosa, perché si è un po' usato male il termine esoterismo, nel senso che sembrava che l'esoterismo fosse solo satanismo e basta, invece non è così, insomma. No, questo lo so bene io, però qui diventa un po' troppo complicato, siccome per molti è la prima volta che sentono questi temi. Sì, appunto, volevo dire che un esoterista non è per forza un satanista e qualcuno che persegue il male. No, assolutamente. Le società esoteriche orientali uccidono lo stesso, come se solo... Forse lui voleva dire società segrete orientali. Credo che abbia usato un termine improprio, ma voleva dire società segrete orientali. Io ho risposto come se lui mi avesse domandato, sì, ma le società segrete orientali, che è una cosa diversa, insomma. No, l'esoterismo è una cosa positiva. Esoterico è tutto ciò che è nascosto. Quindi la scoperta dell'esoterismo e lo studio dell'esoterismo è una cosa positiva, perché è lo studio di ciò che è nascosto e che viene svelato. Ma in realtà anche la religione, lo studio della Bibbia, del Vangelo, è in realtà nient'altro che un percorso esoterico, cioè tu cerchi di capire cosa c'è al di là della realtà materiale. Quindi ti insegnano che c'è Dio, che Cristo è venuto per noi, cioè è comunque anche quello uno studio esoterico. Poi purtroppo la Chiesa Cattolica lo fa fermare a un certo livello e non ti fa andare oltre. Però già quello è esoterico. Come una domanda, lei pensa che siccome c'è il proverbio che dice chi troppo vuole nulla stringe, alla fine queste macchinazioni arcontiche praticamente avranno, cioè si stanno dando la zappa sui piedi da soli, insomma? No, io penso che non si danno la zappa sui piedi da soli. Loro per secoli hanno ottenuto, nei secoli, quello che hanno voluto e ottenuto quello che volevano. La situazione di oggi è assolutamente voluta, quindi non si stanno dando la zappa sui piedi. Certo, per qualcuno dall'ottica di, non so, presumo che il giudice Vigna, che pensava magari che nessuno lo diffondesse così tutte queste cose, magari non sarà tanto contento, ma lui è una pedina di tutto questo gioco. Alcune persone vengono scoperte e in effetti non sono contente di questo. Forse alcuni esponenti della Rosa Rossa, appunto, di questa organizzazione, non saranno stati molto contenti quando nel 2001 per la prima volta venne messa a verbale della magistratura questa organizzazione. Però a livello più elevato è tutto programmato, è tutto previsto e non c'è nessuno che si dà la zappa sui piedi, è solo un gioco di poteri che... Per arrivare... dipende dal punto di vista, dipende da che punto di vista prendiamo. Se prendiamo il punto di vista del politico, cioè del Bertinotti o del Berlusconi di turno, oppure se prendiamo di vista il punto di vista dei banchieri, non saprei che rispondere a questa domanda. Queste sette che hanno il potere dove vogliono arrivare? Dove sono ora? Cioè loro hanno un potere assoluto sulla popolazione mondiale, potere dato dalla segretezza, dal livello di collusione poi di certi ambienti. Le sette sataniche, quelle veramente organizzate, possono contare sul livello di protezione, a livello di politici, di magistratura, eccetera, per cui operano nel segreto e hanno un reale potere sul territorio. Poi ci sono, come diceva giustamente lì quella persona, non solamente sette sataniche, ma sette esoteriche più precisamente, quindi la Rosa Rossa infatti più che una setta satanica, anzi più che un'organizzazione satanica, nonostante questo libro che ho sulle sette sataniche la inquadri tra le sette sataniche, è un'organizzazione esoterica,
perché la sua conoscenza, il suo sapere viene addirittura da prima di 2000 anni fa, con la venuta di Cristo e quindi poi con il dilemma Satana e non Satana. Che queste organizzazioni operano da secoli. Dante Alighieri, per esempio, è considerato uno dei padri della Rosa Rossa e anche della massoneria, no? Era un'organizzazione segreta che si chiamava Fedeli d'Amore. No, però loro no. Dante Alighieri però si rivolterebbe nella tomba se sapesse come oggi hanno utilizzato la sua figura, perché loro erano, allora la storia bisognerebbe leggerla solo partendo dall'anno zero, come una lotta tra la Chiesa Cattolica da una parte, che cercava di affermare il suo potere temporale e spirituale, e i Rosa Croce, che sono un'altra corrente sempre collegata a Cristo, alla figura di Cristo, ma che volevano operare con altri metodi e avevano altri scopi. Nella lotta tra le varie fazioni che si contendono il campo dall'anno zero in poi sulla figura di Cristo e che lottano tra di loro per affermare la loro supremazia, vince la componente che poi confluisce in quella che è la Chiesa Cattolica. Cioè vince la Roma, Costantino di allora, che dichiara la religione cattolica religione ufficiale e passa nella clandestinità tutta quella parte di cristianesimo segreta che confluisce invece nei Rosa Croce e che poi confluirà e farà nascere la massoneria nei secoli successivi. Quindi nei secoli c'è questa lotta tra la Chiesa Cattolica e, diciamo, questi Rosa Croce, che non si chiamavano proprio così all'epoca, ma comunque quest'altra fazione più segreta. Diciamo ancora meglio, una fazione si richiamava al messaggio di Pietro e di Paolo, che è poi appunto l'attuale Chiesa Cattolica, e una fazione invece si rifaceva al messaggio di San Giovanni, sempre di Cristo, ma in particolare di San Giovanni. Queste due fazioni si scontrano nei secoli e lo scopo della fazione sangiovannita, che era quella a cui apparteneva Dante, a cui appartenevano i Fedeli d'Amore, a cui apparteneva Leonardo da Vinci, a cui appartenevano tutti i più grandi personaggi dell'umanità, Beethoven, Bach, Mozart e Raffaello, comunque sostanzialmente tutti i nomi più importanti che noi conosciamo nella storia dell'umanità di questi ultimi secoli. Il loro fine era positivo, era abbattere il potere della Chiesa Cattolica per diffondere una conoscenza più profonda, reale della figura di Cristo e far progredire le scienze e la conoscenza che la Chiesa Cattolica invece tendeva a evitare, a soffocare. Quindi per secoli loro hanno agito in segreto per difendersi dalle persecuzioni della Chiesa Cattolica e il loro fine in questo senso era assolutamente positivo. Il problema è che hanno agito in segreto, non facendo conoscere alla massa qual era la realtà, alterando la storia, perché non ci fanno conoscere poi della storia il reale significato, non ci fanno conoscere della letteratura i reali significati di alcune opere. La Divina Commedia, se uno la legge come un'immensa epopea rosacrociana, come un'opera che contiene tutti i segreti di Rosa Croce, allora diventa interessante e affascinante e non noiosa, come era per me, che era una tortura micidiale quando andavo a scuola. E poi riesce a capire anche tutta la simbologia dantesca nei delitti di oggi, perché si rifanno sempre alla Divina Commedia e alla Bibbia. Allora, il loro fine era positivo, a un certo punto però purtroppo, siccome dovevano agire in segreto, in questo segreto prevale poi la componente negativa, dal 1800 in poi prevale assolutamente l'ala nera e negativa, a partire dal 1888 poi in particolare, quando nasce la Golden Dawn e in particolare il suo ramo più criminale, che è l'Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. I delitti di Jack lo Squartatore consacrano Londra alla Rosa Rossa. Infatti chi ha visto il film Jack lo Squartatore si ricorderà forse che c'era il discorso finale di Jack lo Squartatore era: oggi voi mi condannate, era davanti a un tribunale massonico, la massoneria lo condannava e diceva: voi oggi non mi capite, ma io sono il precursore del XX secolo. Cioè comincia la scia di sangue che porta a tutto quei massacri che noi oggi conosciamo, con appunto le bestie di Satana, il mostro di Firenze e quant'altro. E quindi diventa dopo negativa, si trasforma in una componente negativa. Soprattutto la negatività sta nel fatto che loro hanno agito in segreto per secoli, ma era necessario il segreto nei primi secoli. Oggi che però tendenzialmente siamo in una società che diciamo democratica, che diciamo libera, in cui diciamo che c'è un'informazione libera, oggi ci dovrebbe essere la verità su tutti questi campi, dando la possibilità a ciascuno di scegliere da che parte vuole stare, e dovrebbero dichiarare come stanno realmente le cose, chi fa realmente i giochi politici, come in effetti stanno facendo. Perché i discorsi che faccio io, i discorsi che fa David Icke, i discorsi che fanno tutti quelli anche che avete sentito e che sentirete magari nelle prossime conferenze, fanno parte comunque di un loro progetto per cui stanno cercando di far conoscere a quanto più gente possibile la verità, piano piano, perché tutte insieme ritengono che non sia possibile, e quindi
purtroppo anche noi facciamo parte di un progetto, ecco, rispondo ancora di più alla domanda che mi aveva fatto quel ragazzo, ma perché sei vivo? Non solo per fortuna, ma anche perché a un certo punto sei utile per divulgare determinate cose e quindi ti lasciano fare perché comunque fai parte del loro progetto più ampio, che è comunque la divulgazione di tutte queste cose che devono prima o poi venirsi a sapere, perché non ho capito, David Icke serve uno strumento nelle mani di Rosa Croce di assolutamente. Sì. Anche il suo nome, David Icke, i Rosa Croce si chiamano anche Stirpe di Davide, il vero nome è Stirpe di Davide, si chiama David, anche il nome scelto non è casuale, cioè, quindi è uno strumento come se lo siamo tutti, cioè quando questi ti lasciano fare qualcosa come sta facendo Icke senza ammazzarti, è vero che sei fortunato, è vero che sai anche come muoverti, perché qualcuno che ti vuole fare la pelle c'è, indubbiamente, però è anche vero che poi c'hai anche dei forti aiuti da altre parti. Quindi quello che David Icke racconta è un misto di verità e di menzogne, non lo so. No, io credo che David Icke dica... No, io credo che David Icke sia pure un po' confuso. Dei rettiliani messa dentro... Dei rettiliani io non posso dire niente perché non ho mai dato un pizzicotto a Bush per vedere se sotto c'ha la pelle di serpente o no. Però tutto il resto che dice è tutto corretto, insomma. Quindi, sì. Altro? Posso sapere se ci sono, o meglio, che ruolo hanno due realtà che hanno contraddistinto la storia italiana, nel senso, fanno parte di questa intelligenza nera che ci governa o sono due realtà esterne, due schegge impazzite che l'intelligenza non controlla? Mi riferisco alla mafia, che dopo questa sera mi sembra forse la parte più sana dell'Italia, e alle Brigate Rosse. Allora, le Brigate Rosse sono state da subito infiltrate poi dai servizi segreti e manipolate ad altri fini. Le prime Brigate Rosse erano pure probabilmente, Curcio, Franceschini probabilmente credevano in quello che facevano. A un certo punto arrivano i servizi segreti, arrivano gli omicidi, ma soprattutto badate bene, la cosa geniale, perché è esperto di simbolismo e di società segreta, è il simbolo scelto dalle Brigate Rosse. La stella a 5 punte iscritta dentro al cerchio. La stella a 5 punte è il simbolo dello Stato italiano, ma anche il simbolo della massoneria. È il simbolo della massoneria e dello Stato italiano, non a caso è il simbolo dello Stato italiano, perché è il simbolo dello Stato massonico. Ora, tu, brigatista, puoi anche non sapere che cos'è la massoneria, però devi sapere che quello è il simbolo dello Stato italiano, che su tutte le procure della Repubblica, sui timbri notarini, c'è questa benedetta stella a 5 punte. Allora ti scegli un, che ne so, un ornitorinco, ti scegli un cono gelato, cioè qualcosa che comunque non richiami proprio quel potere che tu vai a combattere, no? È un po' come se adesso io, che parlo sempre della rosa rossa, mi vado a comprare una bella macchina colore rosa e poi mi spargo di rose rosse, cioè non è una cosa logica, insomma, no? Quindi è fatto apposta. La mafia è la longa manus al sud della massoneria. Pensate che per essere capindrina, cioè boss dell''ndrangheta, è obbligatoria l'appartenenza alla massoneria. Questo poi per chi dice che la massoneria poi non ha nessuna responsabilità, come dice Raffi, nella criminalità e questo lo sanno, è risaputo, perché lo so io, sta in libri ufficiali, quindi... Allora, questi sono la longa manus al sud. I disastri del sud dipendono dalla mafia. Del nord, dalla mala politica, dalla corruzione, insomma sono un po' più vaghi sui mali del nord, però sul sud loro hanno un capo espiatorio perfetto, che è sempre la mafia. Invece guarda, alla fine la penso come te, il mafioso è una persona che perlomeno ha fatto una scelta di campo che non è la mia, ma almeno è chiara. Io mi sono trovato una volta ad avere un appuntamento con un mafioso che ho detto va bene, ce l'ho, lo accetto perché tanto so da che parte sta e quindi non mi sono intimorito all'idea di incontrarlo, semplicemente perché ho detto bene, mi sembra più onesto dei magistrati o dei carabinieri con cui ho a che fare ogni giorno, perché quelli poi non si sa da che parte stanno. E quando tu stai nella mafia o sei contro di loro o sei con loro. Quando tu sei un magistrato oppure sei un carabiniere, tu non lo sai che cosa puoi fare, perché allora se ti comporti male illegalmente ti possono comunque denunciare, condannare, eccetera. Però se ti comporti bene ti isolano, ti fanno quello che hanno fatto al magistrato Paolo Ferraro, destituito per infermità mentale. I poliziotti che hanno incastrato quelli della 1 Bianca sono stati trasferiti per punizione. Cioè quando uno fa un lavoro in polizia, nei carabinieri o nella magistratura serio, viene sempre penalizzato. Allora lì è un atteggiamento pure schizofrenico, non sai che cosa fare. Ed ecco il motivo per cui la maggior parte di noi, quando va a denunciare qualcosa dai carabinieri o dalla polizia, riceve sempre un ma non possiamo fare nulla. E grazie, hanno paura perché qualunque cosa fanno rischiano i casini. Se indagano rischiano che li boicottano perché stanno indagando. Se non indagano rischiano che gli fanno qualche casino perché non indagano. Quindi la cosa migliore è lavarsene le mani. Quindi sì, la mafia è uno strumento loro e sono governati da loro, assolutamente. Anche, scusate, ma perché davvero pensiamo che Falcone e Borsellino sono stati uccisi dalla mafia?
Cioè, Falcone andava libero in giro per Roma senza scorta quando era al lavoro. Lo potevano uccidere, se la mafia lo voleva uccidere in qualunque momento, senza fare quel casino a Capaci, uccidendo tutta la scorta con l'attenzione poi dei mass media di tutto il mondo. Quello è stato voluto dalla massoneria per dare un segnale molto importante e potente dal punto di vista dei rapporti tra mafia e politica. Cioè, Falcone muore in quel modo, l'esplosione avviene a Capaci perché dal punto di vista simbolico segna la fine della vecchia guerra di mafia e segna Capaci, qua la pace, segna la pace tra la vecchia mafia, cioè tra la nuova mafia, scusate, e la magistratura. Infatti da quel momento in poi, a parte Borsellino, non abbiamo più omicidi di mafia in Sicilia di magistrati o poliziotti. A quel punto c'è stata la pace. Inoltre uccidono Borsellino, anche lì in quel modo eclatante, da una parte per dare un simbolo del fatto che era troppo contiguo a Falcone, lo uccidono poi in via D'Amelio, tutti dicono perché lì c'era la madre, sì c'era la madre, ma Mariano D'Amelio era anche un magistrato che aveva fatto leggi sulla mafia, era il segnale che dovevano cominciare a fare leggi per distruggere la magistratura, che è uno dei pericoli per queste organizzazioni segrete, per cui perché? Perché non tutti i magistrati sono corrotti, chiaramente, anzi la maggioranza non lo sono. Il problema è che però il magistrato, come il poliziotto, il carabiniere, se è in un posto di responsabilità, può scoperchiarti un calderone, quindi hanno cominciato a fare leggi che sostanzialmente azzerassero il potere della magistratura di indagare, di intercettare, eccetera, perché così hanno comunque le mani legate. Se anche trovi un magistrato serio, nella migliore delle ipotesi ha le mani legate. Se poi proprio questo vuole continuare come Paolo Ferraro, beh va bene, allora lo dobbiamo destituire per infermità mentale, lo stavano probabilmente per uccidere e avrebbero detto era in suicidio, poverino, era infermo di mente, l'ha detto pure il CSM, insomma, questa era la fine che stava per fare se non lo salvava, credo, Forza Nuova all'ultimo momento, facendo di fare conferenze e appoggiando politicamente la sua battaglia. Questi fascistacci di Forza Nuova probabilmente hanno salvato la pelle a un magistrato e pure ad altre persone, perché questi sono davvero impegnati politicamente. E il mio non è un discorso politico, non ho mai votato a destra, quindi insomma. Bene, abbiamo finito. Ok.